signori miei, anticipiamo, ma per forza anticipiamo, ma è chiaro. Perché chi è già qui merita l'anticipo di Yusai, l'anticipo di Demme, di Bakayoko. Via, ragazzi miei, io non veramente sto male, come si faccia presto, ma si faccia in fretta, anche con le live. Attenzione, che c'è Manzo che ce l'ha in mezzo. Daremo un occhio anche alla partita, perché ci interessa moltissimo, perché la classifica sta prendendo delle pieghe pazzesche, ma ci saranno le considerazioni del nostro amico giornalista Gentile. Ma prima di tutto, ragazzi, salutiamoci. Voi dei like l'avete già lasciati, io per questo anticipo, perché siete proprio bellini. L'attesa del martedì è essa stessa il martedì, e poi questa è una giornata in cui è lunedì per tutto il mondo, ma per me sa di domenica, quindi è un macello assurdo. Buonasera Fabrizio Zamprotta, sempre che tu so, ma subito proprio, dove sta? Brewer, ti ho preso. C'è un po' di ritarduccio, però questione, mo risolviamo. Su A3 no, ma no, assolutamente no. Hola Vincenzo Brewer, padrone del nostro destino. Sì, effettivamente è così. Se le vinciamo tutte, ma ti rendi conto che cosa significa vincerle tutte? Quindi non mi sento assolutamente tranquillo. Buonasera Giorgio Mele, Bepi Fox, Falco 75, Dario Amendola da Londra, Francesco Langella, Always, Alessandro Dolce, Pierpaolo Tricheco. Un saluto particolare a Donnarumma, è sempre nei miei pensieri. Pierpaolo, ma tu sei iscritto al canale, vero? Perché se non fossi iscritto io il Tricheco non me lo ricordo come cognome. Vai, benvenuto. È un martedì pazzesco, Fruit Lover, assolutamente. 1990 secchio, una roba pazzesca. Donata Esposita, un bacio. Pepsi Pep, DC, avevo visto pure DC. Scattano i messaggi velocemente e non ci riusciamo a prenderli tutti, ma piano piano, perché quando le live sono le live e va bene, uno sta live ed è un macello, ma adesso farò di tutto, farò l'impossibile per leggervi a uno, perché lo meritate. Ma ovviamente il primo deve essere Tore Falanga, che non vuole sapere niente e ci chiede e dice di stracciare il patentino a Gattuso per l'Eurogol del martedì di Bakayoko Bakayogol, qualcuno l'aveva chiamato. La partita poteva finire 5-0 senza problemi. Il Napoli a gioco. Tore, il Napoli a gioco, purtroppo è innegabile, e chi diceva il contrario dovrebbe, io mo mi distracco un pochino, però perdonatemi, dovrebbe spiegarci il perché. Un saluto anche a Pino Stracandido. Yusai si merita il rinnovo, e qua pure è interessante perché rinnovi Mario Rui ma non Yusai, ed è strana, alternativa di buon livello, ma ottimo livello, una roba incredibile. C'è Giuseppe Argento in sottofondo, fatemelo beccare, che ci dice? E come dice un mio amico toscano, con Demme io Arezzo. ma piano piano. Ciao Andy, riperdiamo quel discorso che dici che il campo è secondario. Ora secondo me, aspetta, fammi rileggere, riprendiamo quel discorso che dici il campo è secondario. Ora secondo me, continua il discorso. Steve Austin, la voglia di andarsela a prendere, bravo Steve. Le seconde palle, l'aggressione alla seconda palla anche sui nostri calci d'angolo, senza lasciare troppo spazio a un eventuale contropiede. L'aggressione della seconda palla, ragazzi, anche le caratteristiche dei giocatori. Quando hai Dem e Bakayoko sta con la voglia di farlo, se le vanno a prendere le seconde palle. Buonasera Stefano. Cagliari e Fiorentina sono complicate. Bravissimo Donato. Assolutamente sì, Anna Maria. Assolutamente sì. Un saluto anche a Mario Carosella. Stanno saltando tutti i messaggi, ragazzi. Inondate di like, così si aggiusta YouTube. Dai, che l'abbiamo rotto in passato. Un grosso abbraccio da Sassuolo.
oggi come ieri grande intensità, da Sassuolo proprio, Francesco. Alla grande, grande prestazione, grande gioco, finalmente dinamici e veloci nella circolazione palla. Ora chiudiamo in bellezza, non molliamo, si faccia presto a non mollare, si fa presto. Napoli-Alfredo, comunque Lazio-Milan è stupenda, due squadre talmente abituate ai rigori che in 40 minuti ne hanno chiesti 22 a testa, protestano pure per uno sguardo storto. Mamma mia. Osimhen piano piano sta iniziando a capire il campionato italiano e a segnare gol importanti. Xalex, ci può, pure anche là potevamo aspettare un pochino prima di tranciare. Con calma. Buonasera a Luca Leardi. Vai a mettere i like, bravissimo. Scusate che ha fatto il Napoli, stavo vedendo la finale della Super League. Amico mio, è meglio guardare quelle partite la serie, ovviamente. Vediamo un pochino anche il Caputo Francesco, che non manca mai. Secondo me Gio e Rita non mettono i like. Bah, non lo so, li vedo là, sono un po'... Attenzione, c'è un contropiede. Lazzari... Ha segnato Lazzari? Allora calma, perché io poi vedo il contropiede e adesso leggo tutti i messaggi, non è che non li leggo. Buonasera Aurora Catuogno. Talvolta Baca mi sembra un giocatore degli anni 30, stasera è stato bravissimo giù di lì. Victor mi rende felice, assolutamente sì, e arrivano i 2-0 Lazio, ragazzi, pure Mario deve zumbata nata intanto Lazzari, infatti vedo, hai capito, perché l'assist di Correa e su Donnarumma resta così, è un po' così, 2-0 piano piano, buonissima serata. Sarracino assolutamente sì, il gol della Lazio, ovviamente arrivano le notizie quasi in contemporanea, ma io non me la sento di esultare, perché poi dobbiamo aspettare anche le considerazioni dei nostri colleghi, non colleghi, quelli che veramente sono addetti ai lavori. Da Vercelli, ciao Valerio, buonasera a tutti. Donato, Antonio Sannino, Rossana. Per noi va bene così o no? E questa è bellissima questa domanda, Rossana, perché va bene se vogliamo rincorrere il Milan e lo lasciamo dietro, perché se guardi la classifica adesso si parla di Napoli in vantaggio anche sulla Juve, perché siamo in vantaggio sulla differenza reti, perché con la Juve siamo pari da parapari e patta, però con il Milan no. Allora lì devo capire ancora, e qualcuno ce lo dirà probabilmente, se noi arriviamo in vantaggio sulla Juve, ma la Juve poi è in vantaggio sul Milan, la partita Juve-Milan ci darà delle considerazioni anche così, altrimenti ci dobbiamo fare un triangolare Super League tra di noi. Sta vincendo la Lazio, sì. Lazzari felici, sì. Allora, dimmi che non sto mogliando, se Meret non ha subito gol e ha fatto anche un paio di parate interessanti, sì. Niente gol della Lazio, annullato, fuorigioco VAR, ok, quindi sì, vedo in Orsato che va bene, secondo squillo, ma devono stare attenti ovviamente. Yusai, pallone d'oro. Mario Rui, reddito di cittadinanza. Massimiliano, buona serata dallo Yemen, ultima gara seguita da qui. Poi ritorni, amico, perché lo so che tu sei sempre in trasferta a fare del bene al mondo. Quindi buon viaggio e complimenti per tutto quello che fai, che io seguo ogni tanto. Grazie sempre per la tua presenza. Bacioni bellini da Salvatore Marra. La vedo male per il Milan, sta scendendo, attenzione, Inter, Atalanta, Napoli e Lazio in Champions League. Vedi come Sergio la tocca diversa. Speriamo che per la Fiorentina siano già salvi, così non devono chiedere più nulla al campionato. Davide, questo sarà il tema principale di queste ultime partite, perché una cosa è affrontare l'Inter quando ancora si sta giocando lo scudetto e una cosa affrontarla quando lo scudetto l'ha già vinto. Attenzione, Mandzukic Reina. Sarò un po' distratto, sì. Buonasera Antonio Terracciano, siamo in 200 ragazzi, mi blocco immediatamente se non ci sono 200 like, mi blocco, mi fermo completamente, parlo un pochino con Gio, mi fermo.
Mi fermo. Amorra, come stai? Sono ancora in quarantena, ma almeno adesso sono a casa e posso godere appieno della vostra compagnia. E questo è quello che ci fa piacere sentire, ragazzi. Benissimo, benissimo, Amorra. Mentre l'ottima Falco non se ne perde uno e saluta tutti, è una cosa fantastica. Fabrizio Correa, tra l'altro autore del gol, la domanda alla quale è difficile rispondere: con questa rosa sarebbe stato possibile andare avanti in Europa League, dico fino alla fine, e arrivare comunque tra le prime 4? Molto difficile, una domanda a cui non possiamo dare una vera e propria, fammi calare su volume che insomma poi non c'è bisogno, non si può dare una bella una risposta certa a questa domanda, Fabri, perché devi vedere poi la gestione, no? Oggi gioca Demme, Fabian era disponibile, si sceglie Demme Bakayoko, che non è una scelta nuova e che io però non voglio atteggiarmi, perché lo farò dire a Guido Gentile se interverrà quello che io gli ho detto quando si parlava, facevamo un commento all'intervista fatta a Silver Mail, e quando Silver Mail dice sarà una battaglia aveva ragione ovviamente, e quando mi dice sarà una battaglia io dico: vuoi vedere che questa è una partita da Demme Bakayoko? Ma ragazzi, ma mi dovete credere. Poi io lascerò dire a Guido che con onestà intellettuale ve lo confermerà. Io ho detto: vuoi vedere che è una partita se Bakayoko sta bene come ci ha fatto vedere nell'ultima partita. Ok, e Fabian stava bene, ma ho detto a livello proprio di battaglia, se Bakayoko sta bene, battagliare a centrocampo, che hanno Rincon, devi tenere un occhio su Verdi, attenzione. Vabbè, lasciamo perdere, è andata come è andata, non ci cambia niente, ma che giocatore è Demme, che giocatore è Demme, mamma mia, che straordinariezza. Vero numero 8, ma anche un numero 4, perché alla fine lui ha fatto anche regia oggi, poi è box to box, è numero 8 anche in quello, però recupero palla immediato e lancio da numero 8 verso le punte, ragazzi, si gode tanto, si gode veramente tanto, grande partita, è proprio vero, è proprio vero. Ogni volta che entra quello con la fascia blu e il numero 7 mi viene da piangere. Quello con la fascia blu e il numero 7 mi viene da piangere. Ma parli del nostro Elmas? Il numero 7? Il nostro numero 7 è il nostro Elmas. Mi sono dimenticato di salutare i mod, sempre un lavoro strepitoso. È vero, bravo Luca, è bene sottolinearlo, perché io senza di loro tutto questo non avrei potuto farlo, sinceramente. Quanti gol ci siamo mangiati? Una serie infinita. Riccardo, mi fai venire voglia di mostrare gli XG, e lo posso dimostrare subito. L'XG ci porta 3 gol praticamente fatti contro un gol complessivo possibile per il Torino. Lo vedete, ma vedete i pallini gialli? Perché voi dovete vedere i pallini gialli, quanto più grandi sono, più sono occasioni clamorose, ok? La stellina invece è il gol, ovviamente. Ma ragazzi, qua ci siamo mangiati dei gol, ma più che mangiati, qualcuno mangiato, qualcuno potevamo essere più precisi, il palo di Zielinski, il palo di Insigne, Osimhen un paio di volte è stato bloccato dal portiere, Mertens l'ha sparata alta, Lozano, io ce li ho tutti qua, io ce li ho tutti segnati, mica me li dimentico, li possiamo sviscerare e snocciolare come un pistacchio di BB preventivo che non sappiamo nemmeno se ne abbiamo bisogno. Gattuso non ha nessuna idea, ma veramente nessuna idea. Stasera bella partita, oggi molto bene, corriamo così o momentaneamente siamo terzi, ma testa bassa e lavorare, grande lavoro di Demme e Osimhen. Mi fa piacere che sottolinei il lavoro di Osimhen, perché sfianca le difese, ragazzi, sfianca le difese, diciamo veramente quello che è. Esonerato Gattuso, a parte gli scherzi, qualche errore di gioco, ma troppe attenuanti, troppe assenze, gli strascichi. È vero, è vero. Pistacchio out subito. Bevi? Fatemi bere. No, le considerazioni di Guido Gentile ci saranno. Tu hai fatto un misto tra Bruno Giordano, Guido Gentile, ci può stare anche quello, ma va bene, non ci mancherà. Al di là del quarto posto, se dovesse rimanere Gattuso, come si migliorerebbe la squadra? Il Napoli concede sempre tanto agli avversari, secondo te come, con quali calciatori si migliorerebbe?
Amico mio, è presto detto. Prima di tutto devi sostituire Maksimovic e Yusai che non hanno rinnovato, e vediamo se si farà un tentativo, specialmente che Yusai che sta facendo un finale di campionato sorprendente. Dopodiché ovviamente devi sempre sistemare la fascia sinistra. Attenzione però a Pierpaolo Pastore. Fammi vedere che cosa sta succedendo. Vale, ma i Gattuso out dove stanno? Un abbraccio, Pierpaolo, non lo so. Noi ne parlammo nella nostra intervista a lungo e analizzammo in tempi non sospetti, anche quando le cose andavano così e così, e siamo stati chiari. Adesso ovviamente sono un pochino più in silenzio, ma qualcuno comunque viene, continua a venire, ci porta le sue considerazioni e va bene, va bene. L'importante è non dire inesattezze. Inesattezza che il Napoli non ha gioco, inesattezza che il Gattuso non ha idee. Gli errori Gattuso li ha fatti, ma come li hanno fatti Conte, Pirlo, Pioli, Fonseca? Tutti gli allenatori fanno degli errori, ragazzi. Chi non fa errori, ma chi fa ovviamente deve prendere delle scelte. È sempre pronto a fare l'errore, non c'è niente da fare, la legge di vita. Grazie Pierpaolo. Per come sta giocando il Napoli, confermeresti Gattuso? Se c'è qualche possibilità di riconciliare, Keynes, io lo riconfermerei dall'inizio della stagione, per quello che ci ha fatto vedere all'inizio. La riconciliazione non deve avvenire solo con ADL, che magari visti i due personaggi potrebbe anche essere possibile, ma ci sono degli equilibri interni. Ricordiamo che il Napoli è ancora in silenzio stampa e non credo che Gattuso sia felice di stare in silenzio stampa quando adesso si sta togliendo delle pietruzze dalle scarpe. Quindi questo bisogna andare nel profondo. Fate gli scongiuri, ma il Torino è poca cosa. Fate attenzione al Cagliari. Allora, mettiamo subito, diciamo, Caputo, tu hai ragione, non è una questione di scongiuri così. Il Torino è poca cosa, l'abbiamo fatto diventare poca cosa, perché se poi proprio tu mi parli del Torino, 2-2 con la Juventus, Torino che batte la Roma, Torino che impatta col Bologna e fa punti e stava risolvendo la posizione di classifica. È ovvio che dobbiamo stare molto attenti al Cagliari, perché il Cagliari anche sta facendo un finale di campionato egregissimo, azzarderei, e quindi molto attenti. Anche la statistica dobbiamo tenere d'occhio, perché il Napoli, e ringrazio Giuseppe Fontana del Caffè Napoli 1926, anche Facebook e compagnia bella, leggete, il Napoli ha trovato il gol per 21 partite consecutive di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo una striscia di 21 nel 1930, Mana Francischiel. Propulsione, ok? Allora questo cosa vuol dire? Che il Napoli non ha idee, non ha gioco e non ha... troviamo gol in una continuazione, però capita. Cioè dopo 21 partite può capitare la partita storta dove proprio non vuole entrare. Speriamo non capiti, ma stiamoci attenti. Qua avviene la cosa buona, e lo dico tranquillamente, che se uno non sta in palla, e faccio un esempio volante, Politano che oggi stava meno in palla delle altre volte, ma tu metti a Lozano che sta in palla, e se Osimhen non sta in forma e ci metti Mertens e ce lo metti dietro magari per far riposare Zielinski e puoi mettere pure Petagna, e se Insigne non sta in vena e puoi spostare Mertens a sinistra, gli metti Elmas dietro. Insomma, capite che cosa significa avere la possibilità di fare anche un pochino di cambi in corso. Noi abbiamo fatto delle partite dove avevamo tutta la primavera in panchina, ovviamente, e lì diventa difficile, perché non è nemmeno una primavera di grande spolvero, voglio dire. No, cazzo, si faccia presto. Con Baca al posto di Fabian perdiamo qualcosa in palleggio, ma miglioriamo nel recupero palla nella tre quarti avversaria, grazie a Demme, che con Baca che gli copre le spalle può andare a caccia. Un bacio, Ale, non ti devo rispondere niente, ti devo semplicemente dare un bacio per l'analisi. Meraviglia. 300 like? Li possiamo fare, sai perché, Evelyn? E ti saluto e ti ringrazio, perché in realtà
Siete 344, come mai non stiamo ancora a 300 like visto che abbiamo iniziato la live già a 100 like? Come mai secondo i miei calcoli non ci possiamo trovare? Dovrebbero esserci 335 like più 100. No, qualcuno l'aveva lasciato e magari così. La matematica non è un pignone, diceva un amico. Di conseguenza, ragazzi, o siete tutti lurcatori, vedi che poi se ne scende, o siete tutti che lurcano e magari non hanno piacere di lasciarmi like, di far muovere l'algoritmo, e come vi ci divertiamo. Allora così, ma lurcate, non vi preoccupate. Potete lurcare tranquillamente, mi fa piacere. Gli altri invece che mi vogliono bene, a cui io voglio bene, vi siete dimenticati? Lasciatelo adesso, side. Gran gol di Bakayoko sul secondo palo della luce. Hai ragione, Singo è veramente una forza della natura. È vero, Giorgio, è vero. È un giocatore che va opzionato al più presto. Si faccia presto a prendere Singo. Vedi, benvenuti Giuseppe Argento. Quel controllo orientato di Zelo ormai è storia, Antonio, è storia del calcio. Attenzione a Bellwatch. Buonasera Vale, sbaglio nel girone di ritorno, non abbiamo ancora perso. Non mi far fare brutte figure adesso a livello di statistica, amico mio. Se ci fai caso sì, perché la sconfitta con la Juve è da considerare girone d'andata. Quindi sotto questo punto di vista, se non dimentico niente, potrebbe essere che tu abbia ragione. Gufetti. I gufetti. Lo stridore delle unghie del bello della pubblicità si sente fino a Barcellona. Cioè che si stanno arrampicando sul... Sì, penso di aver capito a cosa ti riferisci. Mi fa impazzire Dem, ragazzi, ma a noi vi porto con me in questa cosa qua, no? Dico io, ma dico noi abbiamo esaltato Dem già dall'anno scorso, già da quando sì vabbè, ma è un giocatorino normale. Atalanta, sì, Atalanta, avete ragione. E su Dem, ragazzi, nessuno mi può dire niente. Io ho inventato il fatto che con Dem è a rizzo, l'ho inventata proprio io e non si può dire niente. Ho creato lo zainetto Dem, che è proprio lo zainetto a rizzo. Fammi vedere se lo trovo, ve lo faccio pure vedere, perché lo zainetto a rizzo non ce l'ho pronto, ma insomma è proprio lui, non lo vedo. Zainetto a rizzo sul mio store, ma insomma voi lo sapete, la maggior parte lo sa, quindi non ha importanza. Allora, mi sono perso un Tore Falanga, sì, mi sono perso un Tore Falanga, lo recupero. Su Bacca aggiungo, Bacca, nonostante abbia fatto qualche cazzata, ha avuto a sua volta uno che metteva le pezze d'emme. Zielo così è stato tranquillo, lo vedi? Lo vedi quando poi si analizza nel profondo e non si fanno giudizi trancianti a prescindere, dice ha giocato male, capito, ma vedi che cosa ci sta intorno, vedi se la fase difensiva a partire dagli attaccanti è stata fatta bene, quando invece non ne avevamo attaccanti come Mertens e come Osimhen che la fase difensiva la fanno bene e ti lasciano, capito, l'imbucata, e lì pure se sei un padre eterno di centrocampista, se vieni preso in imbucata. Tore Falà, un bacio anche a te. Genoa e Atalanta, ok, quindi il Genoa sì, hai ragione Jacopo. Benissimo. Road to 400 like, ci può stare questa, Comunque io avanzo una proposta: Mihailovic se va via Gattuso, Bakayoko non è buono, Simone fa per, ma dove sono questi fenomeni? Perché non sanno aspettare? È una questione di aspettare. Bravo, aspettare un attimo. Abbiamo fatto questo errore con Lozano, molti di noi. Aspettate un secondo, vediamo in un contesto un pochino migliore. Niente, no, il giudizio tranciante, se no non fanno i click. Comunque, se Gattuso se ne va per un allenatore scommessa, io mi dissocio. Dobbiamo dare continuità al progetto per avere qualcosa, ma tu veramente vorresti iniziare tutto da capo? Giacomo, è una bellissima domanda. Anche sul fatto che adesso è uscito, no? Spalletti almeno avrebbe esperienza da portare.
siamo d'accordo su questo, però devi ricominciare da capo, devi conoscere l'ambiente Napoli, devi confrontarti con De Laurentiis, con la gestione familiare, devi conoscere un nuovo capitano, nuove dinamiche, ragazzi, ci vuole tempo, poi Spalletti è uno che insomma si piglia le questioni, non lo so, veramente non lo so. Sì, Juve però all'andata. Ok, bravissimi tutti. Vincenzo Saetta, nonostante la grande partita, voglio trovare il pelo nell'uovo. Secondo me doveva giocare Lozano perché lui è uno che attacca la profondità e come hai visto Politano non la passa perché si accentra. Non è vero che Politano non la passa, molto spesso non abbastanza, vorrei che lo facesse di più. Politano a volte la fa il cross con il destro andando fino in fondo e ci siamo. Col senno di poi si può dire che questa poteva essere una partita per Lozano, ma in generale ragazzi tutte le partite possono essere partite per Lozano, perché Lozano non solo va in profondità, non solo lo puoi lanciare alle spalle, ma gli puoi anche dare palla e lui c'ha il dribbling, ti punta sempre l'avversario. Anche oggi guadagna un cartellino giallo che costa l'espulsione al Torino, quindi è una risorsa, ecco, è una risorsa. Motorino, Gilles è un motorino, assolutamente. Sì, si può dire Luca, assolutamente. Gianni Iaccarino, Alessandro Cassaniti, Dem che mi stava ai palloni anche di tacco mi ha divertito più dei gol, straordinario. L'ho visto molto bene Lozano, è entrato molto bene, c'ha la voglia di riprendersi il posto da titolare, l'ho visto bene. Allora, vediamo un pochino, i messaggi volano, non riesco a prenderle tutti, ti permette di Amico e Osimhen che ti permette di giocare come dici te, Amico, fate presto, avevo visto anche Gianni M, Vale Mameret perché non esce mai, ha fatto lockdown. Sì, e là è questione ragazzi, un po' si sente più sicuro tra i pali, forse ha paura, forse serve più intesa con i compagni, il portiere deve avere l'intesa, no? Quando esce deve sapere che i difensori gliela lasciano, che magari gli vanno a fare la copertura della porta, è complicato. XG, Alessandro li ho appena fatti vedere, eccoli qua, 3.5, mi aspettavo anche qualcosa in più, devo dirti la verità, però ci sta, la vittoria netta, si poteva fare anche di più. Alla fine se tu vedi la partita con lo Spezia, dove ancora più tiri, ancora più clamoroso, si arrivò a 4 di XG, anche quando potevamo stare 5-0, ma proprio senza problemi. Vediamo questa cosa qua, non lo so. Su Spalletti non lo so, non ne vorrei proprio parlare sinceramente ragazzi, perché mi manda in affanno fare delle cose sul futuro quando ci stiamo giocando tutto in queste ultime partite. Di Lorenzo grande partita, ma sui cross da migliorare. È vero, molti cross sono finiti sul secondo palo alti, troppo alti. Questo è vero, però grande partita, sono d'accordo. Chiedete scusa ad Osimhen o Osimhen under up, qualcuno dovrà farlo, fate presto. Non è vero che non esce mai, una volta è uscito, dice Angela, che Angela è attenta, Angela è sempre sul pezzo e non scherziamo proprio. Italiano, Oreste Orvelli, ma tu parli dell'allenatore, giusto? Occhio al Cagliari senza dubbio. Riprendiamo qualche altro messaggio. Si potevano fare più gol visto che si può giocare sul filo. Lo so amico mio, ma secondo te non l'hanno fatto apposta? Cioè non hanno segnato apposta, ci hanno provato. Il Napoli non è stato, fatemi spiegare questa cosa che ho visto io, poi dopo sentiremo anche i vostri commenti e quelli di Guido. Il Napoli non è stato lezioso, non mi è sembrato lezioso, come magari si poteva dire dell'Atalanta contro la Roma, no? Che potevano stare 5-0 già nel primo tempo, ma si sono specchiati un po'. Solo in alcune occasioni, ma il Napoli poi è andato dritto verso la porta, ci ha provato, ha tirato. Non mi è sembrato una questione di leziosità, semplicemente non ci siamo riusciti. Però abbiamo anche subito poco e quindi c'è un bel equilibrio, 2-0 in trasferta netto, è chiaro, l'ho detta per tutta la reaction, che se non l'avete l'avete ancora vista, andatela a vedere, sta tra i commenti,
nella reaction io questo dico, i gol sono importanti. Se devi espellere Verdi nel primo tempo, per esempio, espellilo, espurgilo e facci giocare tutto il secondo tempo con il Torino in 10 uomini. Perché è importante? Perché adesso per un gol stiamo avanti alla Juventus, ma questa cosa cambierà. Attenzione al Milan, c'è un Rebic che prova, ma fanno buona guardia. Signori, fate quello che dice Giuseppe Argento, perché chi non è iscritto al canale Telegram è completamente pazzo e qualche cosa se la perde. Attenzione, ricordiamo le cose belline. Di Lorenzo in grande crescita, spinge molto più di quando gioca con Politano, ovviamente perché Politano accentrandosi di natura lui può dargli la sovrapposizione, ovviamente sì. Miki 79, Bakayoko allora sa tirare pure in porta, meglio tardi che mai, senza dubbio. Ovviamente non è quello il suo ruolo, non è quello il suo compito, però se hai lo spazio, ha fatto un movimento bellissimo ad eludere la marcatura e si è caricato bene il destro e mamma mia. Oggi male Mertens, Insigne partita normale, ma tutti gli altri partita dominante. Siamo passati da uno stato di ansia perenne ad essere tranquilli pure sullo 0-0. Francesco, sì, male Mertens, mi vedi sfocato? Può essere una questione di lag? Fatemi sapere se anche altri mi vedono così, Fatemi sapere se anche altri mi vedono così, che devo risolvere. Tolgo la partita, non me ne frega se è così. Se è così, e ringrazio nel frattempo Marcello Ippolito per il suo supporto con uno sticker che non vedo ma che immagino. L'altra volta fu lo sticker Game Over, me lo direte voi quale sticker ha usato, se è uno sticker, se è una cosa. Stiamo un pochino lenti, come... però vediamo un pochino se riesco a farcela. Io vedo bene, tutto a posto allora. E il Tucu, chi è il Tucu? Un po' laggoso, un po' di lag, qualcuno sì, qualcuno no. Anche io, vedi, il Milan è passato da vincere lo scudetto a rischiare di non essere poveri tifosi, non vorrei essere nei loro panni. Rallentato Correa. Barra, vedi, non si può festeggiare, ragazzi, non si può festeggiare. C'è un po' di lag, sì. Luigi, iscriviti al canale, perché se non lo sai, non sei iscritto al canale, sei nuovo, quindi benvenutissimo, iscriviti al canale, c'è Gio Pellecchia, eccetera, eccetera. Mi occupo di musica, sono musicista. Rivediamo il tiro sul primo palo, alto così, vediamo che cosa devono controllare. Laggo, c'è pure Gio Pellicchia, Gesù. E allora ragazzi, se è tutto a scatti, il tiro di Correa, voglio solo vedere se questa cosa è confermata, il 2-0, e poi tolgo la partita perché non ci interessa e mi interessa di più, c'è un po' di lentezza, che sia così. Accattatevi telefono pure potrebbe essere una soluzione. Forza Aquilotti, ci sono dei controlli continuati, è buono il gol, è buono? L'hanno dato buono? Mentre vedi Pioli che dice fallo, dai su, io non l'ho visto quindi non giudico, ma dai su, benvenuto. Allora Luigi, benvenuto, ti divertirai, te lo giuro che ti divertirai. Mare Chiaro dice annullato, per me non vai a scatti, confermato, mettetevi d'accordo tutti quanti, non si capisce niente, buono. E Frank parziale, ferma tutti, il VAR è tutto, VAR va a controllare Ossato, non ci interessa, forza Napoli, io ci credo. E quando vedo in sottofondo un amico che ci viene a salutare, chiudo la cosa perché si va a controllare questo fallo e non ci interessa, e faccio entrare, senza alcun indugio per le sue considerazioni, il signor Guido Gentile. Buonasera a tutti. Buonasera. Amiche e amici bellini. Road to the Final. Con The Final che ha, per quanto mi riguarda, un doppio significato. Dopo la partita con il Sassuolo scrissi un articolo che
era evidentemente non rivolto agli azzurri, e segretamente feci uno studio, un'analisi. Oggi va di moda a chiamarli algoritmi, io che sono un uomo vecchio, li chiamo studi analisi, che è molto complesso, non vi riporto integralmente. Vi anticipai che 3 dei parametri erano che Napoli avrebbe comunque dovuto battere la Juve lo scontro diretto, avere un andamento da scudetto nel girone di ritorno, e 3 squadre, non di meno, dovevano crollare. Non ha battuto la Juve male, questo ha complicato la corsa, sta avendo un andamento pazzesco, e qua non è ironico, e per ora 2 squadre, tra cui una di queste proprio la Juventus, stanno rallentando, non sufficientemente, poi lo vedremo nell'analisi. La partita di oggi è una svolta, dipenderà anche molto dalla sconfitta o meno del Milan, ne sta prendendo 2 e 1 l'hanno annullato per un alluce al 42esimo del primo tempo. Adesso non la sto vedendo più la partita perché sto con voi, quindi non chiedetemi considerazioni perché io non parlo di quello che non vedo. Facciamo però un passo indietro prima di parlare di Torino, perché proprio a voi, amiche e amici belline, dissi in occasione di qualche partita fa, queste sono le partite che hanno meno blasone, vanno meno sulle copertine, ma sono quelle più importanti. Dissi proprio, questa partita non vale i 3 punti, manco i 6 punti di uno scontro diretto, ne vale molti di più. Perché soprattutto per una squadra che non ha la vittoria nel suo DNA come il Napoli, bisogna procedere per passi. So benissimo che le mie analisi sono non residuali, sono solo in mezzo all'isola, io sono il valore anomalo. Però in questi anni mi hanno sempre accompagnato bene, figuracce non le faccio, quando la farò chiederò scusa a tutti chiaramente. E invece bisogna procedere passo dopo passo, perché le finali o le partite decisive non si vincono perché ti piovono dal cielo. E noi abbiamo visto questa progressione. Anzi, possiamo dire che il Napoli di Gattuso sembra più una squadra con una fortissima identità di gioco, di squadra, di aiuto e di carattere. Tutte le critiche che invece vengono additate a Gattuso. Non so perché io rispondo delle mie parole e delle mie azioni. E abbiamo visto anche una caratteristica importante, e veniamo proprio a oggi: Milan, Roma, Sampdoria, Crotone, Inter, Lazio e Torino, non solo tutte vittorie e un pareggio, ma tutte partite totalmente diverse. Perché Gattuso è diventato bravo a costruire una squadra che ha la sua identità, ma riesce a essere un camaleonte che si adatta alle caratteristiche tecniche e fisiche delle squadre, che sono diverse. Perché noi poi sbagliamo sempre, a volte con questa presunzione siamo il Napoli, ma nel calcio, anche se qualcuno con questa superlega non ci pensava, esistono anche gli avversari. È una scomodità, un particolare trascurabile. La partita di oggi, ad esempio, e Valerio vi è testimone, io ho detto, non conosco, ho usato proprio la parola vero, quello che è su una nostra conversazione privata. Di primo acchitto sembrerebbe una follia, Bacaiò Demme, ho detto, ma temo che Gattuso abbia paura, e l'avrà studiata bene adesso più tempo, di un inizio aggressivo e della fisicità del Torino. E lui comunque li vede ogni giorno, ed è giusto che un allenatore si fidi dei suoi uomini, che sono prima di tutto uomini e poi calciatori. E Gattuso ha avuto ragione, perché Napoli oggi ha avuto un'ottima copertura del campo, che è una cosa fondamentale nel calcio, ha avuto una ideale e ammirevole copertura delle distanze tra i reparti, che invece è stato, secondo me, uno dei disastri della partita con lo Spezia, che tutti additano, i miei colleghi in prima, come la partita che dovevamo vincere, i 20 tiri, eccetera, dove fummo disastrosi. Noi abbiamo preso quei gol perché invece eravamo messi male in campo. Ecco il miglioramento tecnico e tattico di una squadra. Abbiamo avuto un ritmo pazzesco, e non è ironico, ma soprattutto una grandissima capacità di trovare sempre il compagno sbarcato, sia in appoggio, in safety, che sia nel tentativo della ricerca della profondità. Tutto bene? No. No, io ero molto arrabbiato dopo il primo tempo, non perché Valerio ormai mi conosce, perché io le sbavature sono le crepe che poi ti fanno perdere i punti, perché non puoi giocare 45 minuti in settima, manco in quinta, nel campionato italiano,
con una squadra che sta lottando per retrocedere e che ha il coltello fra i denti, dominare in maniera così spettacolare, anche con intelligenza tattica, e stare solo sul 2-0. Rischi di tenere cioè una partita come quella, se io fossi allenatore del Torino, un giocatore del Torino, sarei contentissimo dopo il primo tempo. Ho detto ragazzi, cioè, ce la possiamo giocare, possiamo anche vincere, perché noi dovevamo essere 4-0, che secondo tempo ci alleniamo, e invece l'abbiamo tenuti. Secondo tempo, un mio grande maestro, sento il ritorno del mio audio. Potrebbe essere colpa mia, se mi dai un secondo la risolviamo. No, non lo dico per gli amici bellini, Penso che così la risolviamo. Sì, penso di sì. Avete notato come è iniziato il Napoli con un Zelinski più alto di Osimhen, perché più indisciplinato, tutti i primi minuti. Poi il Napoli era sbloccata subito, perché Palo della Luce ha sbagliato il tiro, dobbiamo dirlo, ha sbagliato il tiro. E poi con una bellissima difesa e finalmente un lancio lungo, immediato, quasi, non dico no look, però istintivo, abbiamo potuto fare quell'azione di, un tempo si sarebbe chiamato contropiede, è vergognoso chiamarlo adesso ripartenza, ma quelli sono contropiedi ragazzi, non sono ripartenza. Nel secondo tempo un mio grande maestro, tanti anni fa quando giocavo a pallone, prima di rompermi, e il calcio italiano era meraviglioso, diceva in Italia c'è un problema, nel primo tempo, nel girone d'andata nel primo tempo si gioca a pallone, nel secondo tempo si gioca a calci, nei gironi di ritorno nel primo tempo si gioca a calci, nel secondo tempo si gioca a calci, perché le squadre si devono salvare. Io ho detto a Valerio, il Napoli vince se oggi non passa in svantaggio, perché altrimenti non te la fanno giocare la partita. Abbiamo visto un secondo tempo dove il Torino l'ha messa ancora di più sulla fisicità, sapendo che Napoli è debole sulle seconde palle, non perché è scarso, ma proprio perché avete visto anche il peso come chili di Rachmani. Oggi era la partita ideale per Manolas, io ero molto preoccupato per l'assenza di Manolas. Out, chiaramente, non ci ricordiamo che lui all'ultimo secondo di Napoli-Inter ha salvato un gol dell'Inter fatto. Nelle ultime due partite è stato un gladiatore, uno migliore in campo. A volte i chili, la capacità di pensare in negativo e non pensare calcio, a giocare subito calcio, che è tipica di determinate squadre, ti porta a rosicchiare delle cose. Hai perso ancora un sacco di occasioni di far gol, speriamo di non rimpiangerle, perché e arriviamo poi, se voi mi interrompo, facciamo una seconda analisi adesso. Chiaramente anticipo che già che sono in settimana, ma è da settimane, scusate le ripetizioni di parole, che si dice i rimpianti, dobbiamo vincere lo scudetto. Allora ve lo dico subito, nel contratto di Sarri non c'era la clausola e il premio scudetto. Ok? Aspetta, nel contratto di Sarri ecco, spiega. non c'era la clausola e il premio scudetto. Sarri andò in TV, ricordiamocele le cose, e disse voglio capire già il primo anno se sono cambiati i piani societari. La risposta fu che per un mese e mezzo De Laurentiis andò ai Caraibi. Gattuso non ha il premio scudetto nel suo contratto. Che scudetto doveva vincere se la società prevede di non vincere lo scudetto? Allora, dobbiamo dire le balle ai tifosi per Gattuso out. Io sono il primo Gattuso out. Io ormai lo chiamerò anche dei miei Gattuso, tra parentesi, out. Però, a prescindere che non abbiamo una società per vincere, e gli infortuni, non infortuni, la crescita, c'è un altro aspetto molto importante, che in Italia non vince chi gioca meglio, vince chi gioca per vincere. E questo al netto dei soldi, dei bilanci, dei debiti, delle plusvalenze, eccetera. Altrimenti avrebbe vinto negli anni sempre la squadra migliore. Non fu così per il Napoli di Careca, non fu così per la Roma di Eriksson che giocava benissimo, non fu così per la prima Roma di Spalletti che dava veramente pista a tutti, la prima quando si fece male la punta e giocò con il Fasso 9. Se togliamo l'Ajax di Cruyff e il primo Barcellona di Guardiola, tradizionalmente il calcio, proprio per la sua struttura e in particolare il calcio italiano, non vince la squadra
più bella, che gioca il miglior calcio. E c'è un particolare che tra l'altro ha penalizzato ancora di più il Napoli di questi anni, che è il Napoli beniziano. Cioè il Napoli da Benitez in poi è la squadra che fa meno falli in Italia, del tutto in linea con le grandi squadre europee, circa 10 a partita. Ha avuto un cambiamento di... Poi mi fermo, diciamo, perché faccio le prime domande. Anche quest'anno, sì, 10,18 partite. Ha avuto un cambiamento di mentalità da Mazzarri a Benitez, che poi ha portato avanti con Sarri, Ancelotti e lo dobbiamo dire anche con Gattuso, che è di classico stampo europeo. Se ci fate caso, oggi al minuto 2,32 un giocatore del Torino è già finito a terra, al minuto 8,02 già un giocatore manco sfiorato è finito a terra. Non vi elenco tutte le volte i giocatori, per carità, se un giocatore si fa male sono il primo, ma noi in Italia basta che non vai manco allo scontro gomito contro gomito, che troviamo, perdo l'appoggio e faccio finta di cadere, così mi danno il fallo, che spezziamo continuamente il gioco. È vero che oggi a Napoli sono stati fischiati 15 falli, di cui almeno la metà non c'erano, è detto. Però è una predisposizione, che poi veniamo a fare Superlega, che chiaramente nel campionato italiano non paga. Abbiamo visto tanti anni la Juve, ma già la Juve di Lippi e di Davis, che era inguardabile, eccetera. Quindi attenzione, è un ragionamento molto complesso da fare. Quindi oltre a quelle variabili che vi dissi l'altra volta di società, di cose, di infortuni, c'è il fatto che proprio come qualità nel calcio italiano, e lo disse in quella famosa espressione prima ad Educato e poi quando si arrabbiò a Parma Benitez, ecco, all'estero ti fischiano se sul 2-0 incominci a far melina, qui porti a casa la partita e non si gioca più. Questa per ora le prime considerazioni. 2 post scriptum, poi analizziamo in un secondo blocco, perché tu lo vuoi sapere, la corsa alla Champions, perché io invece ve lo anticipo, per me il Napoli è quasi fuori dalla corsa Champions, tranne che, poi lo spieghiamo. Dici, ma come, sei uscito pazzo? Lo spiegheremo. Bruttissime, ma non avevo dubbi, le voci di Spalletti messe in giro proprio oggi. Vabbè, siamo professionisti, tutto quello che vogliamo, però un puntino, ormai il quadro di quello che è successo quest'anno è chiaro, e allo stesso dobbiamo vincere lo scudetto. Se mai dovessi arrivare in Champions Gattuso, significa che Napoli ha fatto un girone di ritorno, questo lo diciamo, non meraviglioso, non da più che scudetto, dai 45 ai 47 punti, ha fatto 48 punti nei 2 gironi sfalsati di Sarri, ma poi ne fece 43, per darci un'idea di quanto significa fare 40 punti. Solitamente nel campionato italiano 2 squadre riescono a fare 40 punti in girone di andata e una, un po' di meno, nel girone di ritorno. Se l'Inter li farà 40 punti, forse anche l'Atalanta, se 3 squadre fanno 40 punti, e perciò sono molto sfiduciato nel girone di ritorno, significa aver fatto qualcosa di più che eccezionale, di storico. Un PS, ma chiaramente col massimo della simpatia, mi sembra che un amico Bellino ha detto, ma il tuo amico giornalista aveva detto che pareggiavamo con la Lazio. Scordatevelo che io prima di una partita vi dirò che il Napoli vinca. Allora, adesso io sento, però probabilmente si aggiusterà. Ecco, se sì, parlo diretto. Benissimo. Allora, io prima di tutto ti ringrazio per le tue considerazioni, ci hai dato tantissimi altri spunti. Vediamo se qualcuno nel frattempo ha delle domande specifiche per il nostro Guido Gentile, che possiamo dirlo, ce l'abbiamo solo noi, almeno in video, perché poi lui scrive. No, perché poi lui scrive, qualcuno lo prende stralci, non cita e non va bene, e invece è importante anche quando ci si mette la faccia, è una cosa importantissima. Mi tolgo uno sfizio, Guido, visto che noi ne abbiamo parlato in privato e tu hai citato giustamente il fatto della coppia Demme e Bakayoko. Io ti dissi, ma vuoi vedere che la partita, se Baka sta bene, sta come stava con la Lazio, è proprio la partita Demme Bakayoko per aggredire la seconda palla? E qua io mi spiego anche l'utilizzo di Osimhen nel momento in cui tu puoi alzare anche il pallone se è necessario e aggredire però la seconda palla, perché quello è il cortocircuito quando poi il Napoli non funziona. Se tu non hai l'aggressione la perdi.
Sono pienamente d'accordo e basta. Vi ricordate, no? Siete troppo giovani, la famosa frase, sono pienamente d'accordo a metà col mister. A me non preoccupa che Gattuso sia scarso, chiaramente non è il mio pensiero, ma sia poi prendono una parte di questa frase del video di Valerio, la mandano a Gattuso e gli dicono, però mettiamo per assurdo che sia un allenatore scarsissimo e li denunciamo penalmente se stravolgono il mio pensiero. Raggiamo così, è il più scarso della Serie A. Anche i rumori di New York non la pensano così. Quello che è importante nella vita, come nel calcio, è la tua capacità a imparare e migliorare, e anche nel caso la velocità con la quale tu impari e migliori. Quindi oggi Gattuso è più bravo o meno bravo rispetto all'inizio del campionato? Mi sembra un allenatore in evoluzione, sia tattica che tecnica che caratteriale, nonostante il bavaglio. Quanto può migliorare? Ce lo dirà solo il tempo, però intanto è migliorato. Quindi è una prima considerazione. Invece si è fatto tutto l'anno, è scarso, non può stare sulla panchina del Napoli. Non può... Intanto ditemi chi deve stare sulla panchina del Napoli. Perché non spariamo Allegri, se viene Allegri è sbagliato dire questo ai tifosi, perché Allegri non solo non può venire, non ce lo possiamo permettere, ma non ha intenzione di venire, sono allenatori comunque che hanno ambizioni. Innanzitutto non vogliono rischiare figuracce, venire a Napoli non è una questione di figuracce, significa anche dover soffrire tanto, soffrire qualche ingiustizia, soffrire qualche situazione che ti fa andare fuori di testa, soffrire anche delle disorganizzazioni, ma significa anche di base, alla linea di partenza, nonostante le griglie che non vedevano stranamente l'Atalanta nel mio articolo, invece io ho insistito dall'inizio, l'Atalanta è candidata a essere la seconda, adesso tutti lo dicono, ma è troppo facile. Dicevo, lo abbiamo perso. Qualcuno direbbe se n'è Youth, tornerà, finirà il suo discorso. Nel frattempo io ne approfitto per ringraziare Salvatore Reino, perché l'ho vista la tua donazione, il tuo supporto su PayPal, quindi grazie amico mio. E vediamo un pochino. Volevo ringraziare, c'era anche un messaggio che però recupererò dopo. Nel frattempo lascio il ringraziamento e faccio chiudere a Guido, che l'avevamo perso per un attimo. Sì, sono caduto. Dicevo, certi allenatori vogliono avere alle linee di partenza la possibilità di poter vincere, non competere. Poi una squadra su 20 vince, una squadra sulle 32 vince la Champions League. A volte ci dimentichiamo che non è facilissimo vincere. Tu hai vinto su 20, su 19 squadre. E quindi tu già sai che a Napoli questa possibilità ha chiacchiere, non c'è, cioè non parti. Napoli una sola volta in oltre 90 anni partito per vincere, il famoso anno 88-89 con il 1° maggio in Fausto, e basta, e basta. E quindi ci sono degli allenatori che per loro, cioè, perché dobbiamo sprecare Mourinho come nome? Poi probabilmente a fine carriera Mourinho ci viene pure, l'elefante, però ho detto ci sono degli allenatori che per blasone, ma anche per una questione di professionalità, di reddito, no? Quando tu hai stabilito 12 milioni, come 14 a 12, 11 è già un abbassamento, non puoi poi passare a 4, perché poi quale altra società ti ridà di nuovo 12 milioni? Non è un discorso cattivo, è un discorso che va valutato in tutti gli aspetti, no? Anche diciamo umanamente comprensibili. Secondo me non si fa un buon servizio nei confronti. Ma chiaramente la suggestione dei tifosi, la suggestione è forte. Io te lo dissi subito, Benitez che viene a fare? Scusa, non è stato fatto nulla di quello che lui aveva detto, nulla, manco un punto. Detto, deve ridire, rifacciamo queste cose con 5 anni di distanza, dove siamo diventati tutti più vecchi, pure lui, uno c'ha anche meno voglia, meno energia. Poi lui è in buoni rapporti, può anche dare delle dritte come consulente di mercato amichevolmente, detto. Però sono situazioni molto, molto difficili. Forse l'unica suggestione era vieni a vincere la Coppa UEFA, cioè esoneravi molto prima Gattuso
perché lui dice mi sento di vincere, voglio vincere questo trofeo nelle mie corde, e quella poteva essere, perché appunto di nuovo tu hai la suggestione, la possibilità di lottare per vincere un trofeo. Però domande a raffica. Allora, qualcuno ti chiedeva su Spalletti, l'avevo vista prima, che ne pensate di Spalletti, che sembra sia l'allenatore scelto da Dela? Allora, Spalletti è caldeggiato soprattutto da quella parte della stampa che ha rotto le scatole a Gattuso, e tra l'altro ha più volte dichiarato così con Spalletti: le conferenze stampe sono meravigliose, c'è la dialettica, abbiamo da scrivere. Sono contento perché così c'è qualcosa da fare, non dimentichiamoci il campo. Spalletti è un ottimo allenatore, ha una personalità fin troppo strabordante. Non credo neanche che sia giusto il fatto che lui non va d'accordo con i capitani, perché poi bisogna vedere che capitani, e che ogni volta, io ve lo ripeto questo nella vita, in che momento storico lo prendi, perché quello di Totti era a fine carriera, quello di Cardi era in un momento in cui lui vuole lanciare la sua carriera, ma probabilmente stiamo vedendo, no? Icardi non ha ancora le stime della la professionalità e anche la personalità del giocatore decisivo. E quindi secondo me questa è una nomea che lui mangia capitani. Penso che abbia moltissima voglia, perché lui sono 2 anni, è stato cacciato dall'Inter, aveva ancora un contratto di 2 anni, nonostante comunque l'avesse portata in Champions League. L'Inter partiva dal basso, no? Ho detto. Non so, io credo che il Napoli sia invece molto molto più indietro, se vi dovessi dire la mia, nell'acquisizione dell'allenatore. Su questo io lo dissi a Valerio in privato: è molto più avanti Gattuso out, perché detto Gattuso so che ha almeno 3 contratti, tra cui più uno in bianco a Monza, di Galliani, quando vuole può andare, soprattutto se Monza dovesse andare in Serie A. Uno in Inghilterra e 2 in Italia, e uno di questi è alla Fiorentina, piuttosto, nonostante out è scarso, piuttosto che il Napoli, che si sono fatti 200 nomi. Dissi subito che quella di Sarri veramente lo voleva De Laurentiis, ma ha avuto una porta sbattuta in faccia, per quelle ragioni che ci dicemmo in lungo e poi in breve, che viene a fare Napoli. Non rischi. A Spalletti, in una frase ti dico: no, nessun allenatore va bene per il Napoli. Se il Napoli non mette bene la società in riga, o ti gira tutto bene, fa una grande stagione, no, quindi qualunque allenatore va bene, attenzione, sono tutti profili, io non so nessuno, sono seri professionisti. Alla fine chi arriva a questi livelli secondo me ha una preparazione tale da meritarsi le panchine che ha. Questa è la cosa che dobbiamo prendere. Però se tu non sani i problemi nella vita, oggi una mia amica stava rimanendo senza olio, ho visto il suo motore, ho detto guarda, c'hai il motore tutto macchiato d'olio, devi portare la macchina al meccanico. Dice no, ma ci metto altro olio. Non è così, perché è una continuazione. Quindi nella vita, se tu non risolvi il problema, ti vengono a prendere, non sono, perché non poi accettano. No, perché poi, per rispondere all'amico Bellino, attenzione, Spalletti ha anche un curriculum superiore a quello è un'età nettamente superiore a quella di Gattuso, casomai la prende meno bene il fatto di avere un silenzio a stampa prolungato. Ma con Gattuso è successo. No, andatevi a rivedere il passato, quante volte è successo anche con Ancelotti, con Benitez, con Mazzarri, non è successo con tutti, cioè, quindi se la società non incomincia a strutturarsi, anche per esempio nel settore del marketing. Noi abbiamo avuto la notizia: sono state vendute 35.000 magliette, voglio la fonte, io voglio sempre la fonte. Secondo, male, significa che ne potevate vendere 100.000. Cioè io posso dire che in tutte le regioni del sud Italia dove sono andato io, la maglietta argentina non l'ho vista, però vedo Inter, Juve e Milan, e in qualche store più organizzato la Roma. La Roma, infatti, la Roma che io qua vedo a New York, cioè mi arrivano... Vedi? Anche tu, vedi? Sì, ma non solo negli store, anche il marketing online. Quando io sono su Facebook e mi occupo di calcio e seguo le notizie di calcio, Facebook ovviamente l'algoritmo mi pusha
gli advertisement a cui posso essere interessato, e mi arriva la pubblicità dell'Academy della Roma per i giovani talenti americani a New York che fanno degli incontri così. Vuol dire che la Roma, anche grazie alla proprietà americana, sta curando queste cose qua. Io purtroppo, ti mandai in privato quel video, insomma è uscito un video su Instagram dove facevano la pubblicità della maglietta, non aspettare che la maglietta ti cada dal cielo, partecipa per vincere, eccetera eccetera. Ragazzi, io mi assumo tutte le responsabilità. A me va benissimo che vengano chiamati attori che non siano attori e facciano recitare chiunque, perché Napoli è piena di talenti e siamo un teatro a cielo aperto, ma le devi fare bene le cose, perché è sempre a metà. È una pubblicità, e insisto, veramente non ben fatta, e nel momento in cui non è ben fatta è più la reazione peggiore a dire ma che è sta cosa? Qual è la reazione che devo avere? Una bella operazione? Valerio, ti dico una cosa. Allora, intanto voglio fare una risposta. Io non credo che gli allenatori della Premier vengano in Italia, perché la Premier è troppo più affascinante, non solo calcisticamente, ma proprio come ambiente. Adesso, vabbè, si gioca ovunque senza pubblico. Lui già mandò a quel paese lo Tito, figurati, e la Lazio. E quindi vedo sempre difficile, tranne che non si verificano determinate condizioni nella vita personale e professionale di questi profili, eccetera. Perché comunque è scendere di un gradino, ma non solo parliamo di economico professionale, ma proprio cioè è proprio bello allenare le squadre inglesi, è bello vederle in campo, è bello che vedere che tu un minuto prima le famiglie stringono le mani ai giocatori. Scusate, è uscito una bella intervista a Cantona, che era una capa pazza incredibile, ma anche un grandissimo talento. E lui si è ritirato a 30 anni, l'ha detto, con tutto che aveva un contratto rinnovato per altri 2 anni. Ha detto, il campionato inglese è così, se non ti vengono meno delle suggestioni, quindi sì, cioè va benissimo Bielsa, ma non penso che voglia venire a Napoli. Sì, no, purtroppo la vedo anche io. E l'esempio Lazio, che alla fine loro stavano partendo con la stagione, se n'è andato all'ultima, cioè se non gli sta bene una cosa, il loco non ci pensa 2 volte e se ne va. Sì, però amico Bellino, è verissimo le preventive, però io ti dico una cosa, dove il Napoli ha perso lo scudetto che non doveva vincere lo scudetto, il Napoli continua a essere la squadra che, ma da anni, quest'anno ancora di più, che pensate che quest'anno ha già 533 tiri, supererà il record di Ancelotti, che supererà il record di Sarri, Gattuso out subito. L'Inter che sta vincendo lo scudetto, 533 tiri in Napoli, l'Inter vince lo scudetto 440, Napoli 245, ma il Napoli ha il 13% di realizzazione, l'Inter ne ha il 16%, che non è, dice, è solo il 3, ragazzi, è tantissimo in più. Tant'è vero che l'Atalanta, che è seconda, è il 15%. Per queste sono le percentuali importanti poi nella vita. Tutte le altre che sono aggruppate, sapete quanto hanno? Juve 13,7, Lazio 13,5, Milan 13,4 e Roma 13,2. Alla fine, poi non è vero, c'è un articolo, sono tutti quelli fissati sulla statistica. La statistica applicata alle partite, che tu le vedi, le incroci le statistiche, tu i numeri li studi dopo aver visto le partite e ti rivedi le partite, così hanno senso, però tu li trovi in campo questi numeri. La grande, se guardiamo... Quindi, sì, quella cosa è stata ottima, tant'è vero che non ha preso gol, però... oggi, per esempio, fortunatamente l'è sbloccata. Pensa se tu non la sbloccavi, rimanevi sull'1-0 perché e noi era la classica partita del Napoli. Noi la differenza grossa che si vede a Genova, scusa, noi iniziamo molto bene il primo quarto d'ora. Non li facciamo uscire dalla loro 3 quarti, poi abbiamo fatto la dissettazione, abbiamo preso gol. Metti il caso che tu lo fai il gol e non lo prendi, cambia la partita. Ma sono quelle famose sbagliature. Poi abbiamo preso anche una traversa con Petagna, siamo andati sul 2-0 e nel secondo tempo non abbiamo fatti uscire altro che preventivo, nonostante stessimo 2-0, dovevamo recuperare e loro hanno giocato 5-4-1 e non sempre 5-4-1, erano proprio schiacciatissimi con una linea di 5.
Perché poi è molto più facile fare una bella partita con l'Atalanta larga o la Lazio, piuttosto con una squadra che difende dentro la sua area di rigore, non ti dà né profondità né spazio e c'ha praticamente due linee non da 4, da 5 da 4 e lo stesso riesce a macinare calcio, bel gioco, lì vedi se tu hai idee, qualità, gioca una partita di concentrazione, di voglia continua, perché è difficile trovare il ritmo quando l'altra squadra tende a farti continuamente perdere il ritmo delle giocate. Quindi sì, ma ci sono state ottime. Oggi la partita, l'ho detto, i reparti erano alle distanze giuste, i compagni si facevano vedere dall'altro compagno in appoggio o in scarico. Napoli ha fatto una buona partita, gli manca questa ottimizzazione della sua qualità di gioco. È chiaro, e infatti io guardavo i numeri che rendono questo distacco tra quelle che stanno lottando per l'ingresso in Champions e quelle che stanno sotto. Alla fine è la differenza reti, perché c'è un grosso distacco anche tra Milan e Lazio in questo momento. La differenza reti del Milan è più 20 e la Lazio è più 9, adesso considerando questa partita qua, quindi durante questa partita. Dopodiché la Juventus più 35, Napoli più 36, Atalanta più 39, Inter più 43. Quindi vedete il trend verso l'alto di quelli che fanno più gol di quelli che poi ne subiscono, al di là dei gol fatti. Quello che ti dissi in privato, che è importante secondo me poi nella valutazione della mia preoccupazione, è il raffronto tra andata e ritorno, dove il Napoli adesso è arrivato a più 7, la Juve che ha fatto quel pareggio che voi, qualcuno ha detto no, è un passo indietro, quel pareggio rischia di costare la Champions a Napoli, un pareggio non d'oro, di platino. È a 0 la Juve, quindi fece 27 punti, ne ha fatti 27, Napoli ne fece 25, ne ha fatti 32. L'Atalanta più 9 rispetto al girone d'andata ed è a meno 2 rispetto all'anno scorso che ha fatto la Champions con 78 punti. L'Inter ha più 5 ma non ci riguarda perché sta vincendo. Chi sta andando maluccio e per ora, poi dobbiamo aggiornare a fine partita, meno 11 il Milan. La Lazio nonostante tutto ha più 3, c'è una partita in meno e ancora non la partita di oggi, dove all'andata perse con il Milan, quindi già potrebbe andare a più 6. Questa è una classifica che nessuno guarda, invece è molto importante, perché vediamo che cosa... Leggi tu. Sì, vabbè, Massimiliano ci chiede perché non dobbiamo, cioè perché dobbiamo tenerci per forza Gattuso, o si può avere un allenatore che ha mostrato di stare bene in Serie A come De Zerbi, Italiano Juric, gente che ha mostrato calcio con rose modeste. Allora, innanzitutto non c'è pericolo che ci dobbiamo tenere Gattuso, perché Gattuso non sarà sulla panchina del Napoli l'anno prossimo, quindi state proprio, dormite sereni. Mi sembra che il Sassuolo ha preso 50 gol, parliamone, perché poi se no facciamo la fine di un grandissimo signore del calcio e grandissimo allenatore, perché insegnava calcio oltre che faceva giocare bene le squadre, che era Zeman. Però poi non lamentiamoci se il Napoli arriva ottavo, terzo gol al Milan, e poi ne analizziamo la corsa. Sì. Perché avete visto la partita di Verdi oggi? Anonima, con tutto che era andato in grande spolvero, in grandissima forma, a crossare, nonostante io ormai ho una caviglia in meno, purtroppo, non gioco più a pallone un sacco di tempo, ma datemi un mese, come ha detto Mihajlovic, più che altro per riprendere la forza nel calcio, e vi metto la palla su una lattina di Coca-Cola ovunque voi mettete, detto, quindi a battere i cross, eccetera. Possiamo essere bravi anche da fermo, eccetera. Non che stia criticando Verdi, però Verdi quando ha dovuto fare il salto di qualità, andare a una squadra che non è manco le top 3, Inter, Milan e Juve, ma è Napoli che è appena sotto di questa qua, non ha avuto la capacità di gestire una piazza così forte. È tornato al Torino e probabilmente la sua dimensione. Stessa cosa va per gli allenatori. A Sassuolo, se tu perdi, cioè Juric, amici miei, nel girone di ritorno ha fatto 11 punti, negli ultimi 8 partite ne ha perse 7. Ma nessuno lo sta criticando a Verona e a Napoli osannano il suo arrivo. De Zerbi ha fatto bene nelle ultime partite, però nelle prime 10 aveva vinto solo 2 partite.
ha fatto un pareggio, sconfitta, vittoria, pareggio, sconfitta. È diverso. No, questo ho cercato di Quindi spiegare, specialmente è vero sulla che fase fanno giocare, difensiva di De Zerbi. è una questione, amico Bellino, di aspettativa. Cioè, tu su una piazza come Napoli, sia la società, che ovviamente è quella più importante perché fa investimenti e vuole rientrare negli investimenti e non vuole perdere, né dal punto di vista economico né calcistico. La piazza, la stampa, che tu su out, ha delle aspettative diverse e quindi bisogna vedere se tu hai la forza di reggere quella pressione. Probabilmente anche Valerio potrebbe allenare, no, è una battuta, nel senso perché arriva in Serie A, sono tutti preparati. Quindi comunque sono punti interrogativi. Fosse libero Ten Hag. Ah. Bah, allora, ora possiamo dire tutto prima girava, cioè tutto gira intorno a due società e probabilmente poi alla fine sarà abbastanza un buco nell'acqua. Cioè, la Juve, che ancora Sarri a contratto, ma da quest'anno non più Allegri e quindi può tornare a Redi. E Conte, io lo dissi a Valerio che finché insomma quest'anno ormai si toglie lo scudetto dalle scatole, così è contento, ma non si fa un altro anno con una società che non esiste, che non paga gli stipendi, perché ricordiamo la situazione dell'Inter è drammatica, hanno messo pure i Pullman in vendita, la società di Papasa. Ha già incominciato a dire io rimango ma perché voglio competere per la Champions, mi dovete spendere parecchi soldi. Bisogna vedere la situazione Juve se viene squalificata per il caso Suarez e quindi a quel punto è molto difficile se dovesse essere squalificata. Anche solo economicamente e non diciamo di punti di penalizzazione. A questo punto John Elkann chiederebbe la testa di qualcuno, è difficile convedere pratici, potrebbe tornare veramente Marotta a questo punto. E queste due società governano un po' tutto, nel bene e nel male. Quindi tutti questi nomi, Allegri, ma se deve venire Allegri, se deve venire Spalletti, è chiaro che se poi c'è una traslazione, anche Spalletti può finire, Allegri non va più alla Roma, Spalletti può andare, può tornare alla Roma per la terza volta, alla Fiorentina. Io non sono molto, diciamo, a parte che non mi occupo di mercato, molto sereno sul fatto di se veramente De Laurentiis ha già l'allenatore sotto contratto, perfetto, perché significa che comunque sta programmando la società. Però io, una cosa che dissi quando fu acquistato, quando rilevato dal fallimento il Bari, non ci conoscevamo né con Valerio né con gli amici Bellini, e poi dissi a inizio anno, una chiacchierata privata con Valerio, ho detto io, quando Bari fu preso da De Laurentiis non fui contento, fu l'unico non contento. Allora, non perché ho nulla contro Bari, tra l'altro è una città dove vado a lavorare spesso, ho amiche e amici baresi che sono persone deliziose, sarei contento per loro del Bari in Serie A. Quindi non è una questione di calcistica, è una questione di analisi da un punto di vista finanziario, da un punto di vista strutturale, da un punto di vista economico, da un punto di vista della conoscenza degli ambienti. Hai questa capacità di gestire contemporaneamente due società totalmente diverse come ambienti. In fondo se la firmavano, già una società piccola di cinema che gestiva uno o due film all'anno, addirittura ti devi trovare a gestire due realtà calcistiche che sono molto diverse, perché Bari, che è una città che non conosco benissimo, ripeto, non è Napoli, non ha quel tipo di pressione, però ha un altro tipo di pressione. Non voglio dire che è veramente una città simile a Milano, questi stereotipi, però ce l'ha ed è rispettabile. Ha fatto bene, i palesi hanno detto ci devi rispettare perché si sentono quasi non un ripiego, nel tempo libero ci dedichiamo anche al Bari, non sarebbe corretto. E fino ad oggi, quali sono stati, alla fine avevo ragione io, i vantaggi che ha portato a Napoli, a Filmauro e anche al Bari avere due società? Beh, l'anno scorso il Bari non è andato in Serie B e quest'anno il Bari, Gattuso out, bravo De Laurentiis che ha preso la situazione in pugno, vedete, è esonerato, giunto lì a Bari, ha scelto lui l'allenatore, ha scelto Carrera, il Bari dal secondo posto adesso è quarto e rischia di andare al quinto. E non è la stessa cosa perché significa non fare più i playoff nazionali, ma fare i playoff dall'inizio, non avere più il vantaggio della seconda in casa e non avere più il vantaggio del possibile pareggio con la qualificazione. Quindi aver perso anche il secondo posto, il primo solo, quello che ti garantisce l'accesso diretto in B, ed era molto in vantaggio rispetto all'Avellino, è un grave svantaggio. Quindi ci sono tante considerazioni. E io spero che lui abbia un allenatore nel cassetto, anche un nome medio, cioè. Però non vorrei che poi andiamo come il quinto, sesto, settimo scatto e proviamo, speriamo che Semplici vada bene. Io non penso che De Zerbi venga a Napoli, se vi devo dire. Questa è più una
una critica a Gattuso e una suggestione di qualche collega, ma io non credo che lui abbia la voglia. È un ragazzo bravo, intelligente, di carisma, che farà bene ed è molto ambizioso, che punterà a Juve, Milan fra qualche anno e Inter. Non credo Lo dicono anche a te. non credo, anch'io bevo, che poi se viene a Napoli può far bene, può far male. Io non ho nessuna, non sono un ideologico nella vita, sono un idealista, è diverso, molto diverso. Comunque ci propongono Mihajlovic, qualcuno mi chiedeva di No, Galtier. Mihajlovic non può venire perché già fanculo De Laurentiis. E l'epoca di Sarri non... io l'avrei visto benissimo perché lui caratterialmente ha la forza per reggere, se li mangia tutti i giornalisti, cose a Napoli, ma non... Il matrimonio non si fece all'epoca di Sarri, non vedo perché. Poi lui è molto stimato a Bologna, sia umanamente che professionalmente. Poi può darsi pure che viene. Questo è interessante. 3 squadre a 66 punti. Come funziona? Siamo terzi noi, migliore differenza reti, gol fatti. Grazie Litox. Fammi ringraziare Litox perché io capisco e li prendo tutte le domande. Si parla di allenatori, si parla di futuro. Purtroppo questa è la situazione. Però che peccato che ci troviamo di fronte a un'ulteriore vittoria in trasferta, una partita difficile, prospettive di lottare fino alla fine per la Champions e stiamo parlando dell'allenatore. È ovvio parlarne perché questa è la situazione, però ringrazio anche Litox che ci riporta su un momento di campo. Se arrivano tutte e tre si deve vedere la classifica avulsa degli scontri diretti delle tre. Ovviamente vale la classifica dei gol negli scontri diretti e poi in caso di parità, ad esempio Napoli e Juve hanno 3 punti a testa e hanno 2 gol e 2 gol. 2-1 la Juve, 1-0. Allora si vede i gol, la differenza reti totale, perché la differenza dei reti negli scontri diretti è 0. Esatto. In questo momento il Napoli ha il vantaggio di 1 e poi eventualmente se anche la differenza reti fosse uguale, quindi classifica avulsa delle tre, scontri diretti, reti negli scontri diretti, nel caso però si vede i gol segnati e ancora il Napoli il vantaggio e poi si fa il sorteggio. Non vi fate troppi calcoli per una ragione molto semplice, visto che hai fatto questa domanda. A Napoli non regala mai niente a nessuno. Ha avuto le ragioni delle mie preoccupazioni sono molteplici. Una, l'esperienza. E non è né pessimismo né non è vero che tifi Napoli queste cose qua, perché non è per dirvi vi vinciamo tutte le partite, io vi faccio contenti, non è così. Due, il Napoli sta facendo qualcosa di faticoso, di sforzi per rincorrere. Oggi ha finalmente raggiunto, diciamo, il pareggio con le altre squadre. Li paghi, storicamente li abbiamo sempre pagati, a volte nella partita che meno te li aspetti, perché tu hai profuso uno sforzo fisico, psicologico, di energie mentali, enorme, che poi anche inconsciamente il tuo fisico e il tuo cervello ti chiedono il conto. Ecco perché io dissi a Valerio, mannaggia, io non ragiono con con i 2 punti a Sassuolo rischieranno di farci perdere la Champions. No, li abbiamo persi, quindi non è che io dico li mettiamo, perché poi uno potrebbe dire sono stati anche la molla, che Gattuso si è incacchiato, Insigne si è incacchiato e può darsi che dopo tu non la vincevi la partita successiva perché invece ha avuto un'azione. Quindi non si ragiona così col calcio come fanno i miei colleghi, con le figurine, con 3 punti qua su Signori, scrivetevi questa cosa che ha appena detto Guido, che nessuno ha mai detto, me compreso mai. Cioè noi andiamo, è importantissimo, fammela ribadire, perché noi diciamo se avessimo, e che se poi successivamente li perdevamo da un'altra parte perché non avevi quella spinta, questa cosa è importantissima. Lo so, ma io sono molto, diciamo, residuale nell'analisi del calcio, però non mi piace fare figure di niente. E quindi il mio timore è che questi sforzi tu li paghi. E quando li pagherai, più tardi possibile, spero, e so già la reazione della stampa, che tu sei out dei tifosi, ma siamo umani, siamo esseri umani. Tant'è vero che ci sono dei giorni nella vita, non necessariamente solo nello sport, dove tu dovessi essere più efficiente e invece non lo sei. E oggi dice, ma come io oggi devo essere stanco, non dormire da 2 giorni, e
Quindi speriamo il più tardi possibile. Oggi la sconfitta del Milan è un grosso vantaggio del Napoli, perché consente alla Juve e all'Inter e al Milan di fare il loro solo biscotto, e a questo punto il Napoli forse si può concedere un pareggio e ce la fa la Svanga. Il Napoli può fare solo un pareggio, purtroppo, amici bellini, perché scordatelo che la Juve con l'Inter perda, gli lasceranno un biglietto, l'hanno sempre fatto quelle tre squadre. Quindi la Juve, io mi aspetto che vinca tutte le partite, perda col Milan e vinca con l'Inter. Quindi sono 1, 2, 3, 4, sono 12 punti, sono 78 punti. Ecco quel famoso punto che ha fatto a Firenze, che io ho detto subito a Valerio, ci ha fregato la Juventus. Ci ha fregato perché rischiamo di arrivare al 77, è veramente una beffa. Stessa cosa, chi può rompere però adesso è veramente il Milan, perché psicologicamente essere stati in testa al campionato, aver subito il sorpasso è già dura, però la Champions 43 punti e girare andata sono proprio tanti, proprio tanti per andare in Champions, sono sufficienti. Però sai, due sconfitte di seguito sono tante. Il Milan, quella pareggio con la Sampdoria in casa è stato oro. Col Benevento te la devi svangare, con la Juve gli può fare un favore, e c'è la Torino e Cagliari. L'importante è che il Milan non faccia più di 74 punti prima dell'ultima partita con l'Atalanta. Però anche lì 77 e 77 in caso di pareggio il Napoli è fuori perché ha un gol in meno con il Milan. Quindi la situazione è chiaro che il mio collega Esimo che va in TV cioè dice Napoli vince tutti, poi rispondo a questa domanda. Ma io sicuramente vi posso dire, mi auguro che le vinca tutte. Non è facilissimo, nessuno ti regalerà nulla perché hai il Cagliari che storicamente ci odiano. La Fiorentina sarà la partita più delicata di queste, però può darsi che tu inciampi, facciamo gli scongiuri con l'Udinese, che ricordiamoci Mazzarri, saranno 11 partite tostissime, non 11 finali, che è una cosa che non si dice, nessuno ti regalerà nulla, dove invece ci saranno delle partite dove rischiamo di vedere cose strane, anche perché l'Inter vincerà lo scudetto con la Sampdoria, c'è l'Europeo, i ragazzi sono stanchi, hanno dato tutto, è stato un campionato lungo. Già ve lo faccio io il discorso di Conte. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, è stato l'anno del Covid, abbiamo fatto una stagione fantastica, abbiamo recuperato in 2 stagioni 20 punti alla Juve, cioè distraiamo da quello che è successo, il fatto che comunque potevamo fare, io mi scelgo la Juve come competitor e non il Napoli in Champions League. Ma non è una questione di convenienza, è una questione è una bella domanda, è una questione di uomini. Ci sono persone che, come tutte le cose, che sono più rigidi su certi temi, alcuni di meno, ci sono persone corrotte nella vita, purtroppo ci sono persone oneste, ci sono persone deboli, ci sono persone più coraggiose. Gattuso è Gattuso. Tra l'altro, cercate di ragionare sempre con la vostra testa, cioè il presidente stesso lo prese e lo presentò come Ringo Starr, enfatizzando sulla sua forza, sul carattere, la sua coerenza, e che poi è diventato Chihuahua. Hai ragione. Che come anche altri dicevano non la regaleranno eccetera eccetera. Io resto alla porta e lo sai, anche in privato ho detto a Guido, ho detto io non voglio credere che Conte non si voglia togliere l'auspizio da vincitore già, quindi lui partirà con la voglia di farlo. Il problema è l'inconscio, dove lì seguo Guido e dico nel momento in cui tu sai già che hai vinto, quello scatto in più può venire dagli altri e non da te. Ci sono considerazioni anche, oltre che insomma tu ci hai giocato, anche di, vogliamo chiamarle per simpatia, fantacalcio, nel senso che metti un ritorno di Marotta alla Juve, io devo tornare per costruire la Juve il futuro che gioca in Champions, no? Sì. Ragazzi, non tutti sì. È una cosa molto bella che i tifosi, come chi diciamo segue la politica, hanno una pessima memoria. No, ma io non sto facendo nessuna accusa di spionaggio, chiamiamolo industriale. Io sto dicendo che mi aspetto che se ci deve essere un inciampo della Juve, ci può essere a Milano con il Milan e non a Torino con l'Inter. Questo l'ho detto. Poi vediamo, può darsi che l'Inter asfalta tutti, però
e fa 5 vittorie su 5, però ci sono anche gli europei. Quello che è sicuro, innanzitutto, questo fatto che uno le vinca tutte, io non so, non è scontato, ma oggi come oggi ti dico che non succederà. Significa veramente fare una marea di punti il giorno di ritorno. Il Napoli nelle ultime partite ha fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 vittorie e un pareggio. E non l'aveva mai fatti negli ultimi due campionati, cioè Ancelotti e Gattuso. E con questo, cioè il campionato di Ancelotti, quello dei 79 punti, voi non vedete una striscia così lunga. Avevo fatto notare questo dato. Cioè lo sforzo che sta facendo è uno sforzo di primissimo piano. Ti lascio questa domanda che è interessante, secondo me, in vista della classifica. Come la vedi sotto questo punto di vista, se dovessi scegliere tu? No, ma io sono uno sportivo, quindi mi piacerebbe sempre che fosse realmente il campo il gioco, ma in realtà non c'è, perché che senso ha competere quando tu non stai pagando i giocatori? Cioè, quindi, io penso che con la sconfitta di oggi, realmente, proprio come i cavalli che rompono il passo al galoppo e al trotto e passano al galoppo, rischi più il Milan. Io ho visto un Napoli in salute di testa, che è la cosa più importante. Adesso i giocatori hanno consapevolezza, poi non sono top player, no? Sappiamo quali sono i loro limiti caratteriali e tecnici, però è una squadra che ho visto che è in salute. Gattuso out con la preparazione fisica, eppure la squadra sta bene fino al 90esimo. Chiaramente oggi avere questa situazione che dopo una lunghissima rincorsa è difficile dal settimo posto a fare un quarto posto, significa aver recuperato 3 posizioni nella sola stagione, è tanta roba. Il Milan rischia proprio perché psicologicamente adesso tu perdi certezze. Tu la Champions non la mettevi in discussione, stavi lottando per lo scudetto, e invece adesso devi entrare proprio mentalmente nell'ottica che ti devi guadagnare la Champions. Quindi io più chi preferisco, io sono sportivo, chi vince vince, non posso dire che preferisco. Chi vedo in difficoltà, l'Atalanta fa un campionato a sé. È vero. Un amico bellino mi ha detto è ingufabile. Dipende, amico bellino, dalla porcheria che stanno facendo con Lazio-Torino, perché la Lazio è altra squadra. La Lazio, a parte la batosta col Napoli, le ha vinte tutte, no, ha vinto, cioè, negli ultimi 1, 2, 3, 4, 5, 6 partite, ha vinte tutte tranne la partita con Napoli, e non deve recuperare col Torino. È un'altra squadra lanciata. La Lazio quest'anno, se avesse avuto una buona difesa che ha preso qualche gol di troppo, ha un centrocampo che gioca benissimo a pallone. Quindi sì, non attenzione, la Lazio può risucchiarle tutte e due, e la Lazio c'ha una cosa buona nel suo campionato rispetto a noi, non farà favori a nessuno, cioè il suo campionato è come il Napoli, se ne deve svangare le partite, ma non ci saranno biscotti. Quindi è molto pericolosa per il Milan e per la Juve, che la Lazio può inciampare o può far bene, però si fa il suo campionato. È cambiato l'hashtag a quanto pare, Guido. No, non c'è nessuna zero possibilità che rimanga sulla... Dovrebbero andare tutti i giocatori, e tra l'altro alcuni sono in sbarco, però voi vi siete dimenticati, poi rischio di sembrare antipatico e ripetitivo, che non è più... Questa è colpa dei miei colleghi che distraggono volutamente dal punto. De Laurentiis Gattuso. De Laurentiis e Gattuso, secondo me, chiusi in una stanza, anzi hanno intelligenza e pragmaticità per andare oltre le loro, diciamo, decisioni, è che sono gli altri gli elementi. Cioè, Gattuso non ha nulla contro i suoi giocatori, non ha nulla contro la città e può fare, diciamo, pace con De Laurentiis, però non è che non chiede nulla in cambio, lui non chiede comprami Messi, chiede certe situazioni in società non si devono più verificare, ovvero puntini. Non ci deve essere un cambiamento di alcuni dirigenti. Quindi non è una questione, quindi, questa cosa non avverrà ed è più facile. Poi lui se ne andrà per la gioia di tante persone a Napoli che dall'inizio non lo potevano vedere,
Se se ne andrà con la conquista della Champions, Gattuso rischia di diventare un allenatore molto serio e importante, e noi saremmo stati dei pirla a non aver avuto 2 o 3 anni là. Speriamo che non diventi un allenatore che poi ce l'ha a morte e ogni volta che vede Napoli ci toglie punti. Infatti sì, è un brutto presagio che purtroppo però chi è causa del suo mal pianga se stesso, perché si poteva far meglio e si poteva essere più accorti in certe reazioni, perché poi la stampa cavalca, decide, sceglie, ma poi è la società che può e deve reagire diversamente a certi stimoli che la stampa ti dà, per quanto mi riguarda. Signori, io ringrazio infinitamente Guido Gentile per il suo intervento, per le sue considerazioni e il suo intervento tra di noi. Poi dobbiamo fare una puntata speciale, lo so che può sembrare noiosa, ma sulla Superlega. Se potete, non lo dico né per vanità né per pubblicità, ma per conoscenza, andate a recuperare i 2 articoli che ho scritto sulla Superlega, ce ne sarà un terzo, perché a parte l'ironia, le battute, noi l'annunciamo a caldo, qualche inassittezza ci può stare. Già al secondo intervento che facciamo in diretta, invece, secondo me correggemmo parecchio il tiro. Io ci ho riflettuto molto, non è l'argomento casuale di stasera, ma ci sono non solo più le cose che non funzionano, ma si sta di nuovo distraendo il pubblico, i tifosi, da quello che è il vero cuore del problema, e lo anticipo. Il cuore del problema non è una Lega che non basava tutto sulla meritocrazia, è quando un concetto, un'attività sportiva, industriale, artistica non è sostenibile. Quindi questo sarà il cuore dell'articolo, il cuore della nostra chiacchierata, perché ho visto e ascoltato troppa disinformazione, e non è un attacco, non è una verità, però non è giusto. Io quando parlammo subito dell'NBA, poi l'ho scritto, ho detto conosco i miei polli, quindi sapevo che sarebbe stata tirata in ballo una continuazione a sproposito, e sono state continuate a dire. Poi anche quando ti prendi pezzi di articoli e li dici senza conoscere il fatto, fai addirittura autogol, perché tipo un autogol clamoroso sul salary cap. Sì, in crescita. Intanto ringraziamo Tore, prego Valerio, per il suo supporto che non manca mai. Sì, è vero, lo stiamo dicendo. Quindi secondo me, proprio per la attenzione che voi ponete nei confronti di Valerio e della curiosità che vedo nei vostri interventi, secondo me è da tornare, perché stanno prendendo troppo per i fondelli tutti, e non è neanche giusto poi avere un atteggiamento volgare e violento. Bisogna capire bene le cose, interrogarsi. No, io l'ho scritto pure nel mio articolo, rimarrei sorpreso. Allora, voi fatevi solo questa domanda. Avete nella mano sinistra, andate, poi lascio tutto lo spazio a Valerio che non voglio monopolizzare il canale. Nella mano sinistra avete 10 miliardi di euro. Nella mano destra, forse non ho manco la mano destra, vi pare possibile? Che cosa abbiamo nella mano destra? Un sito realizzato da un ragazzino delle scuole medie? E dalla mano sinistra c'ho 10 miliardi di euro. Dopo la suggestione iniziale, io mi ho fatto tutta una serie di domande nel mio articolo, a cui volevo risposte. Noi non abbiamo manco i giorni della settimana in cui si gioca questa Superlega. Vi pare mai possibile? Non facciamoci distrarre dai miei colleghi. Ma è mai possibile che il più grande investimento mai profuso nel calcio? Io vorrei lasciarti andare, però c'era la domanda, secondo me chiave, che molti si stanno chiedendo: perché ADL non ha firmato per il castigo alle squadre ex Superlega? Io l'ho segnalato prima che uscisse sui giornali questa notizia a Valerio, me testimone, che in realtà gli ho scritto delle squadre, e lui ha detto ma sono le squadre che lottano per la Champions. Ho detto, faccio chiarezza, lo spiego vedrai bene. che riuscirà questa notizia, che
Perché Guido mi manda un elenco di squadre a partire dalla Roma e poi giù scendendo erano quasi in ordine di classifica. Ho detto, ma questa può essere che la classifica finale, c'erano un paio di squadre che si scavalcavano. Alla fine ho detto, ma previsione di classifica finale interessante. Ha detto no, queste sono le squadre che sono per la punizione per le 3 così, e mancavano delle squadre eccellenti, mancavano la Lazio, il Napoli, l'Atalanta e la Fiorentina, con il Verona indeciso. Con il Verona indeciso. Esattamente. Valerio, e quindi mi segue con una scrupolosità e un'attenzione che manco gli scolaretti a scuola. Ragazzi, fategli complimenti. Ragazzo, come faceva Totò? Studia, vuole prendere una laurea. Esatto. Per una volta l'ho uscito pure io Totò. Bravo, domandiamoci perché non ha firmato. È la domanda. Incominciamo a domandarci bene tutto quello che non funziona in quello che è stato raccontato, e non in quello che non funziona nella Superlega, in quello che è stato raccontato della Superlega. Però provate a domandare, Valerio sa che devo dire, una scuola di danza, no? E sta finanziando il più grande concerto rock a New York mai realizzato, più dai tempi di Woodstock, di più di Woodstock, sta investendo 50 milioni di dollari e non compare da nessuna parte, non c'è un suo nome, il logo della sua associazione, non c'è una presentazione in grande stile, ma vi pare mai possibile una cosa del genere? A me poco. Fabio conosce la risposta. Ma ADL, perché poi invece è uscito un articolo che incensava grandissimo ADL, tutti i meriti possibili, e poi interviste in altre cose, ci facciamo i complimenti da soli. Quentin Tarantino usava una battuta che oggi non si potrebbe dire perché è sessista in Pulp Fiction. ADL, io ricordo uno dei momenti più umilianti della società sportiva Calcio Napoli, quando eravamo al cerimoniale delle semifinali di Europa League. C'erano i dirigenti di 3 squadre, mancava i dirigenti di una squadra. Indovinate chi era quella squadra che mancava? Era il Napoli. Non c'era manco Starace. La UEFA ci prese così. Poi domandiamoci perché ci hanno mandato un arbitro che ha fatto di tutto. Però noi non eravamo, cioè, non dico Bigon, potevi mandare il figlio, ma un Formisano, ma nessuno poteva andare. Considerate che voi il calendario delle coppe, non parlo delle partite, proprio di tutto, di quando ci sono i sorteggi, si sa in estate, quindi tu ti prendi l'agendina e tu sai, prima partita, sorteggi, e sai che quel giorno non devi mettere nulla, mai si arrivi in fondo, no? Quindi non è che non lo puoi programmare. Di tutti, anche se non è un organigramma enorme quello del NAM, che cavolo, non c'era un dirigente, uno che poteva andare, e si è andato allo scontro, però poi ci abbiamo rimesso una finale, no? Perché negli anni quante ne abbiamo dette sulla Lega Calcio e sull'Europa League? Non è vero, no? L'idea di farsi una Superlega da solo perché voi ci fate perdere soldi è sempre stata lì, solo che non eravamo stati invitati nei soci fondatori. E quindi sai, un piede è un piede, un piede è un piede, però domandiamoci. In realtà la domanda è non domandiamocelo, domandiamolo a lui se ce lo fanno domandare. E anche una non risposta, una risposta paracula, a volte tu la puoi interpretare bene. Ma domandiamolo, è lui che deve rispondere, non io o Valerio. Io non ho azioni del Calcio Napoli, manco uno, anche perché non sono sul mercato. Signori, Guido Gentile. Buon proseguimento, scusate la lungaggine, ma la domenica è molto molto interessante. Con la sconfitta del Milan adesso è Road to the Final con Papocchio. Vedi che sei andato anche tu in difficoltà, che oggi è lunedì, ma in fondo è martedì? Vero, ma è colpa anche mia, perché io ieri ho suonato e quindi sembrava sabato, con la partita il giorno dopo è proprio domenica. Signori, ragazzi, Guido Gentile, grazie mille. Ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, amici miei, era doveroso, era importante, era da approfondire, era da fare, e non vedevo l'ora di poter avere anche un'opinione ulteriore sulla situazione, perché
Mi rendo conto, vinciamo con il Torino, però Spalletti, la situazione, la Lega, sono talmente tante gli argomenti e le cose varie che vanno affrontati, perché si pensa al futuro, perché noi ci dobbiamo organizzare, perché non ci convincono certe cose. E andiamo a leggere tutti i vostri messaggi che non sono riuscito a leggere nel frattempo. Recuperiamo anche i like, perché qualcuno si è collegato adesso, l'ho visto. E salutiamo. Nel dubbio buon martedì e Gattuso out e stiamo tranquilli. Like messo in extremis, bravo Nando. No, con assolutamente nessuna seccia, amico mio. Fa analisi Giovanni, fa analisi e devi prenderlo per quello che è. Non è uno che ti dice le cose che vuoi sentirti dire. Se vuoi sentire quelli là, il web ne è pieno e le televisioni ne sono piene. Quindi stai calmo con queste cose, altrimenti esce il TVB immediato. Io c'ho un addetto ai lavori che viene senza censure a dirmi, a fare delle analisi. Fai il bravo. De Laurentiis è un marpione, ha mandato a quel fesso di Agnelli avanti per vedere come si muovevano tutti, ha preso le misure e fa lui la Superlega. Antò, vediamo, aspettiamo. L'idea della Superlega lui ce l'aveva avuta tempo addietro, ma stringi, tante sono state le idee, la scugnizzeria e stringi, niente, i quinquenni che poi portavano alla vittoria. E stringi siamo arrivati vicino, ma poi si ricomincia indietro. Il Napoli femminile, le cheerleaders, i musei, lo stadio da 25 posti, sono tante le idee messe sul piatto, ma poi stringi, che facciamo? Devo dire la verità, sarebbe proprio una godura vedere Milan e Juve fuori dalla Champions, 2 dei 3 super team fuori per merito. Losco, sarebbe una grande cosa, però non so se effettivamente si può fare. Vediamo un pochino. Volevo domandarlo a Guido, ma la giro a te. Se ADL ci sorprendesse annunciando il rinnovo di Gattuso a fine campionato. Internos, Gattuso, ADL è uomo di questi tipo di exploit e di coup de théâtre, lo è. Il problema è sempre quello e la questione resta in piedi. E se Gattuso ha intenzione di accettare questa situazione qua e continuare in questo ambiente che non sempre l'ha trattato come lui meritasse, a prescindere da tutto. Quindi io sono convinto, e l'ho detto in tempi non sospetti, che se il Napoli arriva in Champions, ADL un pensierino ce lo fa e magari l'offerta la fa anche. Ma è successo in passato con Sarri, è successo in passato con Mazzarri e anche con Benitez. Non vi dimenticate che Benitez voleva andare via subito e che De Laurentiis si è detto: mi devi fare la cortesia, non ho il sostituto pronto, dobbiamo fare un altro anno. Ricordiamoci. Lo so, Football Show è stato uno show. Il gol di Baca. 6 anni fa, sì, vabbè, ma ne abbiamo parlato assolutamente sì. Perché Rita Pavone è messa in un angolo? Nessuno può mettere Rita in un angolo, in realtà da lì lei sovrasta fondamentalmente, perché tiene sott'occhio, capito, i movimenti, perché ci sta lui che ogni tanto scappa, no? E se ne va a comprare le sigarette, ma lei è sempre presente. Così, vediamo un po' che cosa succede, perché l'ho vista anche un po' ingrassata, ma questo è un altro paio di maniche. Nelle dirette di Twitch Bobo Vieri ha detto che Gattuso non rimane per sua scelta, sicuramente a fonti più sicuri dei giornalisti. Al di là delle fonti, certo, gli ex compagni tra di loro parlano, gli ex calciatori sicuramente parlano tra di loro, però se tu sai che lui, Vieri, non è solo un ex compagno, un ex calciatore, è uno che sta live tutti i giorni a dare notizie in questo momento, perché la sua figura è cambiata, secondo me anche Gattuso filtra quello che gli può far arrivare o meno. Però il non rimanere per sua scelta, non avevamo nemmeno bisogno di Bobo Vieri, ci eravamo arrivati anche noi, Ricordiamoci che Gattuso ha avuto dei problemi di salute, adesso lo vedo proprio bene come la squadra è pure dimagrito. Hai notato, Luca? Hai notato che sta più in forma? Io l'ho notato. Sempre più convinto che il Napoli riuscirà a qualificarsi in Champions. Francesco, speriamo bene, sarebbe una bellissima storia. Sarebbe una di quelle storie che possono finire su Amazon. Per come era andata. Grazie al nostro ospite Guido Gentile da Polli.
Se you sai, qua ci sono i puntini sospensivi, continuala. Buonasera Gattuso da rinnovare, io non ho mai avuto dubbi su di lui. Emanuel Fusco, benvenuto amico mio. Inzaghi ha appena detto che il Napoli ha fatto i 2 primi gol ancora, niente di meno. Perché non l'ha potuto dire lui, doveva recuperare questa cosa qua. Mamma mia come spiace a Inzaghi, e ricordiamogli tutte le cose però a Inzaghi. Qualcuno glielo ricordasse? Nessuno gli può ricordare che il fallo chiamato a Di Lorenzo per il gol di Milinkovic-Savic su punizione non era neanche fallo e Di Lorenzo fu ammonito. Facciamo silenzio, non mi metto nemmeno a scavare nella memoria di quello che è successo alla partita con la Lazio. Piate 5 pallone, il Torino ne ha presi 2, sono stati più bravi quelli del Torino. Rifletti. Juve quarta, Milan quinta. Scusa, ma che successe? Tripletta di Cioffi in campionato, molto vero? Questa è un'altra bellissima domanda, Francesco. Io sono sicuro che lui lo vorrebbe vincere. Pensa come si ringalluzzisce se vince lo scudetto a Napoli. Chi lo mantiene più? Io ho vinto lo scudetto senza Maradona. Certo, però il prezzo da pagare, capito? L'organizzazione, gli investimenti e le cose, non so se è disposto a farlo. Vale, si può fare se la Lazio le vince tutte e anche il Napoli, e se lo scontro Juve c'è, le due stanno ho capito, ma ti rendi conto di quante cose si devono incastrare? Prima di tutto il vincerle tutte, ragazzi, voi lo state dando per scontato. E io sono parecchie settimane che vi dico che dietro l'angolo c'è l'inciampo, c'è la pollaggine, c'è il fatto che la partita nasce storta, c'è il fatto che stai segnando da 21 gare consecutive e lo sforzo, come ci ha detto anche Guido, è enorme. Quindi io vi spiego questa cosa qua, al di là della scaramanzia che c'è e non la nego, la scaramanzia c'è e non la nego. Io vi voglio spiegare una cosa, perché poi la delusione diventa doppia. Se si porta avanti il discorso, il Napoli è padrone del proprio destino e quindi se le vinciamo tutte, andiamo in Champions in pompa magna, si cavalca il risultato nel caso in cui non succede. Gattuso adesso out, malissimo, perché avevi tutti i giocatori e avevi tutta la settimana tipo a disposizione, eri padrone del tuo destino e non ci sei andato, malissimo, Gattuso out. Questo stanno preparando quando vi dicono se il Napoli le vince tutte. Scusate, ma quando mai il Napoli le ha vinte tutte? Ha fatto questi filotti con Sarri, dove si vinceva tantissimo, 91 punti eccetera eccetera. Comunque ogni tanto capitava il Chievo di turno, capitava la partita che non riuscivi a sbloccare, capitava lo 0-0, capitava quell'altro. Ragazzi, il Napoli non è squadra da vincere tutte le partite come i pazzi eccetera eccetera, per una serie di motivi che vi spieghiamo da tempo immemore. Quindi per questo non mettetevi con quella cosa di speranza e di fiducia. Viviamoci queste partite, che è pure bello, come varie partite, le finali, no? Le finali così, perché c'è l'ansia, però magari puoi farcela. Viviamocele così, credetemi a me, perché altrimenti se partiamo con questa cosa, al primo inciampo i cani. È così. La partita più difficile è con il Cagliari, ho letto. Non sono riuscito a beccare perché saltano i messaggi. Vabbè. L'amico Bellino Gentile è effettivamente un poco pessimista, ma secondo me lo fa per non soffrire. Non lo so. Però pure può essere come considerazione. Comunque stasera è nato un nuovo supereroe, Osamen. L'ho chiamato Osamen? Osa, hai ragione, perché ho detto osa, devi osare. Partitone con la Lazio, cuore azzurro, se era cuore azzurro, dici tu, cuore azzurro, lascia passare 5 palloni invece con il insomma, vabbè. Giacomo Guida, Valerio onesto, non sono d'accordo se a gennaio Gattuso ha gestito male per tutta una serie di problemi. Questo è il momento che dimostri che le critiche erano sbagliate. E che non l'ha già dimostrato, perché se gli dicono che le critiche che il Napoli non ha gioco, non l'ha già dimostrato che il Napoli ha gioco, non ha già dimostrato che ha capito delle cose. No, deve andare in Champions, deve vincerle tutte per dimostrare. È questo il problema serio che si sta creando in città, ragazzi, e che voglio che voi capiate al 100%. Non dimostra Gattuso vincendo tutte le partite, per me lo ha dimostrato già.
lo ha dimostrato già, facendo un miracolone, rientrando in corsa, e in questo momento siamo terzi. Per me lo ha dimostrato già, però insisto, tutte queste squadre qua devono tutte quante farle queste 5 partite, non siamo solo noi, e ci sono gli avversari, e ci sono delle dinamiche, e ci sono delle problematiche. Attenzione, Posamen è realista, Osimhen, Mbappé, no, caro Batman, purtroppo qua non ci siamo, non ci siamo ancora, è proprio la qualità della corsa, della tecnica individuale, purtroppo Mbappé è un fenomeno. Osimhen potrà diventare un buon giocatore, e ci potrà togliere delle soddisfazioni. Mbappé è un fenomeno. Non capisco la prudenza, adesso siamo a pari punti e con un calendario più facile abbiamo il 33% di possibilità, che non è poco. Va bene il 33%, amico mio, va benissimo. Non è poco, ma non è neanche superiore al 50%. Quindi il 33% mi piace, è logico, è numero. Il calendario più facile devi sempre considerarlo, perché le partite hanno delle valenze diverse, quelli che devono salvarsi, quelli che si sono già, il campionato è finito e vanno in vacanza, e poi c'è il pallone rotondo che capita, e quindi anche la partita facile la puoi sbagliare. In Italia si dà più importanza al risultato che al lavoro fatto giorno per giorno. Per me perdere Gattuso sarebbe un vero peccato. Vedi? Nightbot, per non perdere nulla, il canale ufficiale Telegram. A proposito, 354 persone, ma voi siete tutti iscritti, sì? No, perché capita alle volte che uno si trova a passare, magari è appena finita la partita con il Milan, con la Lazio, e voi vi trovate a passare qua, i rumori che voi sentite, eccetera eccetera, e quindi dite: ma fammi vedere a chi che cosa. Io sono Valerio Fluido da New York, faccio il musicista, parlo del Napoli, intervisto gli addetti ai lavori, e molto spesso intuiamo delle cose insieme agli amici bellini e da una community che ci divertiamo. Se vengono ad insultare, noi rispondiamo con TVB, se vengono ad esagerare, li mandiamo a quel paese per direttissima. Il Benevento a Milano farà il risultato. Costanzo Sorrentino, che ringrazio. Il Benevento a Milano farà il risultato. Il Benevento, che si è inguaiato un pochino la situazione, andiamo a vedere che in questo momento è dietro a Cagliari. La classifica in questo momento retrocederebbero. Mentre il Torino, ovviamente, il Torino perde, il Cagliari, eccetera, eccetera. Il Torino ha una partita da recuperare con la Lazio, quindi teniamola sempre presente, quella schifezza che poi potrà spostare degli equilibri. Il Benevento deve assolutamente mettersi in salvo, quindi devono fare una partita importante, ma non basta dirlo, ragazzi, perché se il Parma uno si può considerare che già sono finiti, eccetera eccetera, anche il Torino era partito per fare una partita importante, ma abbiamo vinto 2-0 e li potevamo fare fritti. Quindi speriamo che anche il Milan abbia un contraccolpo importante, speriamo. I cavalli si vedono sempre all'arrivo, questo è vero, lo diceva anche un'amica mia personale, un'amica che va al di là del rapporto di YouTube, eccetera eccetera. Contro il Cagliari, Mertens dal primo minuto, segniamo il primo gol, e nel secondo tempo Osimhen negli spazi a chiudere la partita. Forza Napoli sempre. Filippo, magari mi piace come prospettiva, ha dimostrato e dimostrerà. Prenderà la rivincita personale sulla stampa e resterà ormai vincitore, avrà sempre meno problemi. Speriamo, Gregorio, non lo so se resterà. Tu non l'hai detto, resterà, ha dimostrato e dimostrerà, prenderà la rivincita e resterà ormai vincitore, quindi non resterà. Sotto questo punto di vista sì. Io però intendevo, e se fosse già rinnovato il contratto a Gattuso ed ADL lo annunciasse a fine campionato, magari sparando a zero su tutto e tutti, quello sì che sarebbe un colpo di teatro. Sì, però già rinnovato con Gattuso, è un bel film. Che ne penso di stasera di Meret? Ancora un pochino tentennoso su certe uscite, però voglio dire, le 2 parate importanti le ha fatte. Vediamo che cosa succede sotto un certo punto di vista, vediamo un pochino.
A che livello la regia? Sì, buonasera, chiamo da Fluido Enterprise. Sì, allora sei subito. Mi stanno dicendo che siamo arrivati a 7.900 iscritti. Ma dai! E quindi già un ottimo risultato, e ovviamente bisogna arrivare a 600 like per lanciare lo spottino. Noi qui lavoriamo intensamente per... Ha ragione. La ringrazio per la comunicazione di servizio e riporto subito agli amici Bellini che dovrebbero aver sentito. Grazie mille. Arrivederla. Mi ha portato anche a fare la voce impostata che in realtà... Signori, 7.900 iscritti e non siamo nemmeno a 600 like, ma a che livello? E comunque vi volevo ricordare una cosa. Arriviamo a questi 600 un attimo. Arriviamo a questi 600 un secondo. E poi vi ricordo una cosa: se si qualifica per la Champions, ma perché non dovrebbero giocarsene invece andare tipo alla Fiorentina? Perché ci sono gli uomini di conseguenza, Marco. Sempre perché ci sono l'amico messicano Antonio Ramirez Lozano è tornato. Amico messicano, vuoi vedere che, diglielo tu Fabio se non capisce l'inglese, vuoi vedere che Lozano contro il Cagliari. Lozano segnerà contro il Cagliari, l'ho detta perché c'ho pronto lo spottino per Lozano e non lo possiamo far partire se non segna contro il Cagliari. E quindi contro il Cagliari, attenzione. Amica Giulia, anche stasera si gode, oh yes. Yam bella gusti like che non sapevano, dai, il Napoli che vince, non siamo nemmeno a 600 like, ma che livello. Yusai sta cacciando la scienza nel finale di stagione, partitone di Yusai. Avevamo paura di Yusai e Bakayoko, come la partita... Ecco, probabilmente in Serie B no, ma non so nemmeno se la Fiorentina ci va in Serie B, diciamo le cose come stanno. Certo è che Gattuso dovrebbe avere delle garanzie anche a livello di rosa, perché la Fiorentina ha molti giocatori che sono appetiti. Oh, l'appetito vi è mangiato, sono giocatori appetiti, Milenkovic, lo stesso Vlahovic, bisogna vedere se Ribéry fa un altro anno, ci sono tanti giocatori, Amrabat, Cicicocò, insomma è una squadra interessante adesso, ma che potrebbe essere anche smantellata. È chiaro, in Serie B non ce lo vedo, ma Gattuso non è che ha già firmato per la Fiorentina, ragazzi, non è la scelta tra restare a Napoli e andare alla Fiorentina. Gattuso avrà altre offerte. Il buon Guido ce l'ha fatto sapere. Quindi, allora, come video simile in prospettiva l'anno prossimo, vedo che io avevo detto una cosa senza infortuni ovviamente a inizio anno, ho detto secondo me può fare un 9-10 gol quest'anno e ci sta anche arrivando con l'infortunio. Se migliora possiamo arrivare, deve essere a crescita, non vi dovete aspettare un exploit alla Cavani. Una cosa in crescita, anche perché si alterna con Mertens in questo momento ed è giusto che sia così perché sta crescendo. Se migliora, se guadagna delle cose anche fisicamente, un buon 14-15 gol l'anno prossimo senza infortuni li può fare, e poi segnano tutti intorno, perché ricordiamoci che il Napoli, per come è stato strutturato, segnano tutti, non sai come andare non sai chi ti devi andare a marcare, segna Insigne che continua, che c'ha il capocannoniere del Napoli con i rigori ovviamente, segna Mertens, segna Zelinski, segna Politano, segna Lozano, dai, meno 15, dai ragazzi, 15 così bevo. Ho letto oggi che Ospina tornerà con Del Cagliari. Secondo te Gattuso sceglierà lui o Meret? Secondo me, se Ospina sta bene, gioca Ospina. Angela, gioca Ospina. Se Gattuso... Li sentite Tamarri? Spero di no. Se Gattuso va via con ADL che prova a tenerlo è perché non è stato difeso nel momento delle critiche della società, dimostriamo le solite lacune comunicative. Assolutamente sì, Fabio, assolutamente sì. Quello è il problema nel profondo, ma è mai possibile, e l'ho fatto vedere il video che sta su Instagram dove loro fanno la pubblicità alle magliette che scendono dal CIE. Io l'ho fatto vedere a un amico mio che fa questo di mestiere, fa i video, e dice: ma che è sta roba? Ma è un video che hai fatto tu così? Ho detto no, io l'avessi fatta diversamente, il rendering sbagliato, che cos'è? Un mongolfiere, un dirigibile, una maglietta gigante? Perché la reazione di quelli è uno guarda così
così, un altro guarda così, un altro guarda così, uno sembra che sta per fumare. Che reazione è se cadono le magliette dal C? Se vedi una maglietta gigante dal C? Sono cose fatte male. La comunicazione, i film. De Laurentiis, tu fai film, ma è possibile che facciamo un video e non chiami un professionista a farlo? Ma un professionista, gente che lo fa veramente. No, è tutto arraffazzonato, è tutto così improvvisato, e io vado troppo in fretta. Vado troppo in fretta, perché è molto meglio il rendering che ha fatto l'Avellino per il nuovo stadio che non la pubblicità fatta dal Napoli. Non scherziamo. Yusai se ne va sicuramente o c'è possibilità che resti? Filippo, con Giuffrida, con il suo procuratore, tutto è possibile, perché è sempre il procuratore del rinnovato Yusai, è sempre il procuratore di Di Lorenzo, e quindi tutto è possibile. Tutto è possibile. Gattuso out subito. Ma come si fa a non mettere Bobot? Hai ragione. Non ho una spiegazione vera e propria per questa cosa qua. Sono costernato. Io sono iscritto a Telegram, ma da Moriuti, no, per carità. Comunque gran parte dei meriti di questo Napoli sono di Lorenzigno, che quest'anno con 17 gol in campionato e 5 assist è stato trascinatore per tutto il campionato, con continuità e carattere. È cresciuto, sono d'accordo, specialmente nella continuità a segnare, e poi si è preso anche in mano la questione dei rigori, dove il Napoli è sempre stato carente. Ricordiamoci che sbagliava i rigori Hamsik, ricordiamoci che li sbagliava Cavani, ricordiamoci che li ha sbagliati anche Insigne in passato, e è sempre stato un momento carente del Napoli, non siamo nemmeno abituati ad averne tanti, e quindi Mertens ha sbagliato rigori. Insomma, serviva uno che facesse il salto di qualità anche sotto questo punto di vista, e devo dire che Insigne l'ha fatto, perché ha imparato, l'ha studiato, li tira sempre in maniera diversa e ti sorprende, e quindi molto bene sotto questo punto di vista. Sarebbe possibile un Amrabat al Napoli al posto di Baca, una linea mediana Dembele-Amrabat? Secondo me è incredibile. A me Amrabat piace tantissimo, il Napoli, a quanto avevo capito, ci era anche piombato sul giocatore, e lui ha deciso la Fiorentina. Credo se ne sia pentito, credo, però dobbiamo vedere l'anno prossimo. Mi piacerebbe tantissimo. Solo io ho paura della partita contro la Fiorentina, mi sa troppo di déjà vu. Non devi essere il solo, ma io comincio prima a preoccuparmi del Cagliari e poi mi preoccupo della prossima, e perché poi del Verona non ci vogliamo preoccupare, e quelle dopo che ragazzi, come si fa? Come si fa a non essere preoccupati se siamo veramente tifosi del Napoli? Notizia ufficiosa: Hamsik e Cavani dovrebbero tornare a Napoli. In che senso, Fabio? Come dirigenti, come giocatori a fine carriera? A cosa ti riferisci? Un saluto a Donnarumma, che anche stasera voleva Livamana, il famoso Livamana. Avete sentito il Mandragola ha detto Vafamok? Mi pare nella reaction lo dovresti trovare. Hai ragione Vale, non esiste il calendario facile, esistono le motivazioni, e con questa storia di Gattuso out temo possiamo perdere qualcosa in chiave determinazione. C'è anche da dire, Nicola, che secondo me, visto che la squadra è con lui e veramente mi sembrano tutti mentalizzati con l'allenatore, può essere pure che si stanno togliendo lo sfizio di togliergli una soddisfazione a Gattuso, fino alla fine, quindi è solo una questione che lo sforzo lo paghi a un certo punto. Il Napoli sembra un treno, 33 e 33, non ci resta che piangere, mi piace, anche il 33% dell'altro amico che diceva la percentuale di Champions. Comunque Vale, se va via Lombardo esulto come il gol di K2 a Torino. Meno 4 like, De Paul tutta la vita mi piace, dai ragazzi, mancano 4 like, ve li faccio vedere qua, dai. Primo like. È arrivato un primo like, mancano 3 like. 3 like? Ce li avete? Dai, quanti like manca? Mancavano 4 like, 4 di coppe, le coppe. È importante entrare nelle coppe. Meno 3, quindi un like me l'avete dato. Benissimo, mancano 3 like. A un certo punto, se mancano 3 like, dove sta? Vuol dire che me ne avete date 2, no? 604. Allora era tutta una questione di carte napoletane.
Non c'è un suono più bello delle carte napoletane che si incastrano. Adoro. Iscrivetevi al canale, lo dice Foster Buster, che probabilmente non è iscritto neanche lui. Che meraviglia. Comunque ragazzi, vi volevo ricordare, e adesso che siamo a 600 lo possiamo fare, che ha segnato un signore... Dopo Lozano l'esercito dei disfattisti aveva colpito di nuovo. Ma qualcosa non andò secondo i loro piani. Il nostro biglietto d'uscita da qui. Spalla di tifo. Victor stava tornando. Più forte di prima. Molto più forte. Modalità attaccante veloce. Attivate. Iron Man. Osimhen Resurrection. Bottino offerto da Giuseppe Argento. Osimhen, perché non è detto, capito, che gli spottini vecchi non possono essere che c'è gente nuova che io invito, poi c'è gente anche fedele che li conosce tutti. Saluto, intravisto il buon Mario Ottaviano, saluto tutti, vedi? 3 profili, 3 iscrizioni, voglio, dai, 3 profili, 3 iscrizioni, vai, 5. E qua, il 7 di bastoni. Il 7 di bastoni è quello che ci potrebbe fare la primiera. I bellini, Paco, i bellini. Tabella, incredibile Osimhen, rilevata a velocità massima di 34 km, quasi 35 km all'ora. Mamma mia. In ogni caso sono sempre più orgoglioso di far parte di questa community. PS, grandissimi complimenti anche per l'intervista a Palefir e Silvermere. Grazie mille, amico mio. Ce la metto tutta e vedremo di continuare così, nonostante la musica si stia affacciando, ma non vuol dire che io mollo, anzi io voglio fare entrambe le cose e voglio portarvi anche dei contenuti musicali nel momento in cui ci sarà più musica da fare. Ovviamente vado in difficoltà di copyright se suono cover, se non suono roba originale, perché mi bloccano tutto e quindi non posso portarvi con me sotto quel punto di vista. Però poi c'è anche il canale musicale Valerio Fluido, questo qua, anche su YouTube, dove insomma ci divertiamo, godiamoci tutte sconfitte, visto che siamo sfortunati, perdiamo le bolle, giochiamoci, no, godiamoci, giustamente. L'ho sempre pensata così, caro Lionel, l'ho sempre pensato così. Se uno proprio deve giocare, mi gioco al contrario. Io al fantacalcio ho sempre perso perché mettevo il portiere che giocava contro il Napoli, in modo tale che se facevo una grande partita contro il Napoli almeno vincevo al fantacalcio, ma poi il Napoli segnava e quindi perdevo al fantacalcio. La soluzione è non giocare, non gioco, come lo vinco sto milione, non gioco. No, nessuno di tutte e due, ovviamente, amico mio. De Paul, ad oggi io Zielinski non lo mollo, però devi considerare due cose. Zielinski è adesso il momento dell'esplosione generale, totale, assoluta, e quindi secondo me i top club li stanno vedendo tutti questi controlli orientati, e sta giocando anche da seconda punta vera e propria, molto spesso anche più avanti. Si è evoluto tantissimo con Gattuso non ha idee, e vabbè. Tra i due ovviamente cederei Fabian per De Paul, però lo stesso De Paul è un giocatore abbastanza come si dice, completo e dinamico, che può giocare sia più dietro che più avanti. Se il Napoli vuole fare il salto di qualità, tu De Paul lo devi prendere al posto di Bobotta, e l'ho detto.
l'ho detto, perché Fabio ha mentalizzato, funziona. Allora se funziona. Siamo preoccupati che la musica ti porti via tutto il tempo e non ci segui più. No, Ottavio, non lo farò mai, assolutamente. Io ho guadagnato amici, famiglia. Il pavone porta fortuna, e allora questo Anonymous io ho il sospetto di chi si tratti e lo tengo anonimo anche io, ma penso di aver capito. Pavoni e pavonucci e pavonetti e pavonette. Bertolini è troppo fortunato. Aiutami a capire perché non seguo. Io ho ancora i traumi di guerra in Vietnam per la partita contro la Fiorentina nelle ultime di campionato. Amo Firenze, ma faciteci sta quieta. E Lil Dave, tu non hai torto assolutamente. Se dobbiamo toglierci a qualcuno, togliamoci a Mario Rui. Esatto, amico mio, ma se Mario Rui è l'unico che ha rinnovato, con Gulam che ancora sarà infortunato, si partirà un'altra stagione con Gulam infortunato, ma come vogliamo mettere nome? Capito? Poi si parlava di centrocampisti e vabbè. 7.900 iscritti, siete interstellari, continuiamo verso gli 8.000, che poi possiamo fare altre giveaway pazzesche ed assolute con la petizione allora abbiamo superato i 500 ed è una cosa veramente straordinaria, perché eravamo anche di meno, eccetera eccetera. Il problema adesso è questo, è che il Napoli è in silenzio stampa assoluto, quindi certamente non sentono a me. Se non ascoltano nemmeno i giornalisti e gli addetti ai lavori, ma io sto facendo un lavoro di scavare la roccia, no? Goccia a goccia scavo la roccia, nel senso che prendo i contatti con Paolo De Genio e ci parlo in privato, intervisto Silver Mele e ci parlo in privato, dopodiché c'ho Swok, c'ho Bruscolotti, poi sono in contatto con altre persone, Angelo Forgione, eccetera eccetera. Insomma, tutto questo porterà al momento in cui si tireranno le somme, perché adesso non si deve sfrogoleare la mazzarella, capitemi bene, adesso non si deve sfrogolare la mazzarella, inutile parlare di petizione adesso. La petizione, per chi non lo sapesse, trovate il link in descrizione, era la richiesta, la lettera aperta al Napoli, richiesta di strutturarsi. Noi facciamo il nome di De Nicola perché ci dispiace che un'eccellenza come De Nicola non faccia più parte del Napoli, ma la petizione è strutturarsi a livello societario, essere meno snelli e inserire un direttore sportivo, un segretario tecnico, insomma una figura che faccia da guida anche tra giocatori nei momenti difficili. Questo è tutto qui. Un Maldini che parla dopo la Superlega e dice io non ne sapevo niente è importante. Nel Napoli chi parla? Nessuno. Il tweet di ADL GP, io stavo dormendo. Non va bene. Anche lì tu potevi fare una bellissima figura mettendo subito a dire la Superlega così fa schifo. E potevi semplicemente ricordare come tu l'avevi pensata, bastava che riportassi le cose vecchie. E invece no, il silenzio, il tweet sarcastico, eccetera eccetera. Purtroppo in questo momento dobbiamo stare buoni, perché dobbiamo far finire il campionato. Nel momento in cui finisce, chiamo a raccolta tutti quelli che abbiamo nel frattempo conosciuto e facciamo vedere le vostre firme e ci mettiamo in carreggiata. Probabilmente la linea di coerenza si sarebbe dovuta seguire nel post Sarri, ponendoci definitivamente come squadra contro il potere costituito a livello identitario. Forse sarebbe stato proficuo. Raffaele Ciardiello. La linea di coerenza, sì, però capito, proprio il post Sarri va proprio al contrario della sua coerenza e va proprio nel palazzo. Quindi il Napoli doveva dire noi anche senza Sarri, questo è il tuo concetto, anche senza Sarri noi vogliamo essere l'antieroe, no? L'antagonista dell'eroe, l'eroe nei confronti del villain fondamentalmente, e purtroppo no. C'è stata più l'idea, mo mettiamo Ancelotti in mezzo, è più conosciuto, è più rispettato. No, non è stato rispettato neanche questo. Purtroppo. Ultima ora, Ibra indagato. A che livello? A che livello? Fatemi vedere di cosa si tratta, perché devo capire, indagato di che?
Allora, Vlahovic mi piace assai e ne ho parlato tantissimo tempo fa. È veramente un giorno, appena Vlahovic esploderà, io farò uscire, riprenderò il video probabilmente di 1 anno e mezzo fa, eravamo 10 persone sul canale, e io dissi, ma Vlahovic, guardate che tecnicamente è proprio una bestia, così giovane, sinistro che sta educando, un fisico della Madonna, e lo dissi in tempi non sospetti, poi si mangiava tantissimi gol, adesso li comincia a fare. E tutti l'urcano. Un calciatore non può giocare a questi livelli per mesi ogni 3 giorni, non penso sia colpa del settore medico. Ogni mattina in Africa, quando sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più di Osimhen e manco ce la fa. E manco ce la fa. Vale, un leggero dubbio, credo che ADL sia tentato di far fuori i 2 disonesti e tenersi l'allenatore onesto. Vediamo, stiamo sull'attenti. UEFA apre inchiesta su Ibra, irregolarità sulle società di scommesse. Per la sua agenzia di scommesse. Andreazzoli, il secondo di Spalletti. Non me la sento di giudicarlo Andreazzoli sinceramente, ma la UEFA ha indicato Mirko, lo vado a vedere appena finisce la live, ti ringrazio. Posso dire una cosa, il Napoli femminile primavera è una gran bella squadra, è arrivata quarta, ora si giocherà ai playoff. Mario, peccato che non è il Napoli, capisci? Cioè il Napoli femminile non è il Napoli. Se tu parli del Napoli che conosco io, quello che nasce come Napoli Carpisa, non fa parte del Napoli, magliette sono diverse, nata società. Indagato bevo sì. Bella domanda anche questa, amico mio, bella domanda anche questa. Adesso si parla con insistenza della Roma, secondo me terrei sempre d'occhio la pista Tottenham, mentre qualcuno diceva è fatta, non è fatta, veramente per niente, veramente per nulla. Allora, hai visto che da quando siamo usciti dall'Europa League Di Lorenzo è freschissimo? È vero, amico mio, e Di Lorenzo non aveva mai avuto modo di rifiatare, ne ha saltate un paio per squalifica, punto e basta. Quindi ovviamente col tempo di allenarsi, anche di recuperare, non è tanto allenarsi, è il recupero che è importante. Che ti sei perso? Che hai fatto Lombardo a Gattuso, amico mio? Ecco, io ti vedo spesso nelle live, ma evidentemente non guardi i video veri e propri. Dai, ci sono dei video proprio importanti, proprio in copertina su questo canale, sulla questione di Lombardo, sulla questione non tanto Fornisano, ma Baldari, eccetera, eccetera. Dai, ti invito ad andarli a vedere. Non lo so. Certo che è un'altra società, amico mio. Marietto, tu non lo sai, il Napoli femminile non è di ADL, assolutamente no. Se tu vedi le cose della società, il logo è diverso. Se invece tu guardi l'Inter, hai il logo dell'Inter. Se guardi il Milan femminile, hai il logo della cosa. Mi dicono dalla regia, Ibra rischia poco, il Milan nulla, quindi teniamo sempre questa cosa ben chiara, ovviamente, ma non credo che nemmeno le persone stiano pensando a questo. Semplicemente la notizia Ibrahimovic scuote probabilmente l'ambiente Milan, e nel momento in cui il Milan si sta giocando la Champions potrebbe, perché loro fanno uscire la notizia di Ibra che probabilmente rinnova, ma a questo punto potrebbe avere anche un contraccolpo psicologico, potrebbe prendere una multa o in caso grave una squalifica di mesi fino a 3 anni, ci dicono dalla regia, una regia gentile che è sempre sul pezzo. Un passaggio sul rinnovo di Insigne che non arriva. Ottavio, non è il momento. Raiola va al Real, ADL sarebbe capace di lasciarla andare via. Prima di tutto, Ottavio, Raiola non è più il procuratore di Insigne. Il procuratore di Insigne ha detto tranquillamente, tutte le notizie che sentite sul rinnovo di Insigne sono false, perché noi non ci siamo seduti a parlare di niente. Insigne è concentratissimo sul Napoli, poi probabilmente sarà anche concentratissimo sugli europei e se ne parlerà poi dopo. Quindi non è una notizia in questo momento, assolutamente no.
Non è il momento di mettere carne al cuocere, soprattutto con un Insigne che sta bene. Non è proprio il momento. Santino, non capisco. Aiutami a capirti. Una petizione per Gattuso. Giuseppe, noi possiamo fare tutte le petizioni che vuoi tu, ma purtroppo non vorrei farvi firmare cose a vuoto, capisci? L'idea di farvi firmare la lettera aperta a De Laurentiis, secondo me gli arriva. Lui se la legge, magari non ci risponde, ma il nostro obiettivo è fargli venire un dubbietto. E secondo me il dubbietto gli viene perché la lettera è scritta bene e con una certa correttezza, eccetera eccetera. Il dubbietto gli viene, non ci toglieremo mai la soddisfazione di avere una risposta personale, ma non fa niente, noi siamo umili ma onesti, noi lanciamo i dubbi, lanciamo delle domande, poniamo delle domande e aspettiamo le risposte poi dagli altri. La petizione per Gattuso in questo momento dovrebbe far muovere troppe cose e quindi non voglio farvi perdere tempo. Un tir di arance e sigarette in arrivo. Può darsi che l'UEFA si vendichi e scoperchi gli altarini delle squadre traditrici. Portugal è molto interessante, però ci ripetono che queste cose qua le squadre non sono poi coinvolte. Quindi non crediamo alla vittoria di niente, però nel frattempo godiamoci il fatto che hanno preso una brutta batosta stasera e che potrebbe avere un contraccolpo psicologico in tutto l'ambiente, perché ricordiamo che anche se il Milan insomma ha avuto un girone di ritorno più difficile, l'ambiente Milan, quando esce la notizia del rinnovo di Ibra, sono contentissimi anche a 55 anni, il che significa che rende l'ambiente compatto, tranquillo, eccetera eccetera. Questo potrebbe minare delle certezze. Santissimo Dio, quanto ci piaci. Mandragola al Napoli. Stellina, benvenuta, non ti avevo visto prima. Sì, se ne è parlato. Ovviamente il momento del mercato arriverà, ci sarà tanto da parlare, da dire. Inutile parlarne adesso, ma ci sarà un'estate bollente. Ho visto anche il buon Levitan Artemius Blow. Buonasera caro, ti risaluto visto che sì, mi sono perso il messaggio. Qua posso dire che mi è mancato Fabian, ma Demma e Baca, scelta giusta per una partita maschia, è arrivata. È arrivata, sono contento che sia arrivata e mi devi mandare fotografie, video, selfie, eccetera eccetera, che poi faremo vedere. Contentissimo e ti posso dire sì, il nuovo il Fabian che ci sorprende, più svelto, più sveglio, è chiaro che ti manca perché ti fa girare bene la squadra, è ovvio, però il Napoli con Demme e Baca, perché era una lotta e Demme ha dimostrato anche il dinamismo e anche la regia, perché era affidata a lui, è stata una scelta giusta, sono d'accordo. Gattuso out perché Sirigu è stato il migliore in campo. C'è Luigi che praticamente, ragazzi, dovete sapere che ha preso questa cosa a sfizio, Gattuso out perché, e dice tutte queste cose assurde anche che non c'entrano niente, e potremmo instaurare un contest con i migliori Gattuso out perché per esempio Rita sta coprendo un pochino la cosa del subscribe, Gattuso out, no? Quelle cose assurde e incredibili. Anna Maria, Spalletti no proprio, amica mia. Prima di dire no proprio, perché lo so, adesso c'è un contro Spalletti generale. Io che sono Gattuso pro, io sono per Gattuso, il rinnovo per l'anno prossimo, almeno per altri 2 anni. Non mi metto a dire Spalletti no adesso. È presto anche per dire Spalletti out. Capite quando io dico, perché non è la mia una difesa di Gattuso, la mia è una difesa di un progetto, la mia è la difesa delle idee chiare. Se abbiamo le idee chiare si possono risolvere delle problematiche, eccetera eccetera. Quindi io adesso non parto con la crociata contro Spalletti a prescindere, come fanno molti degli addetti ai lavori, perché difendono il prossimo perché non gli piaceva quello di prima, oppure attaccano il successivo perché avevano difeso il precedente. Gianni, si faccia presto, perché questo è stato fatto per tutto il tempo. No, perché
Gattuso era visto male da qualcuno, erano quelli che difendevano Ancelotti fino alla fine e non potevano ammettere che Gattuso fosse venuto, avesse preso una Coppa Italia e potesse far meglio. Le vogliamo dire le cose come stanno oppure no? Non potevano accettare che Gattuso arrivava e faceva meglio di Ancelotti, perché si era creata pure un'amicizia, perché comunque Ancelotti è un signore e allora si portano avanti certi discorsi. Lo volete capire o non lo volete capire? Gattuso invece non se ne fotte proprio, probabilmente, di instaurare certi rapporti. Lo capiamo? L'abbiamo capito? L'abbiamo stabilito? Io poi tante cose non le posso dire. L'abbiamo detto. Spalletti out, vedi? Poi partiamo con Spalletti out. Gattuso out perché la Juve se la Juve non si qualifica in Champions, poi sicuro fanno la Super League. Gattuso out, sarà colpa sua. Sicuramente. C'è un commento memorabilino, me lo so perso. Oggi ragazzi i commenti stanno scorrendo più veloci dei like e io vi ringrazio tantissimo e li recupererò tutti, però se qualcuno aveva dei commenti, delle domande chiave, feel free to farli, si sente l'inglese come se mischia tutto, sentitevi liberi di farle anche dopo, perché non dimentichiamo che domani ci sarà l'approfondimento tattico e facciamo le cose belline nostre. Io rispondo a tutti i commenti finché Muffan fa. Commento memorabilino, riscrivilo, amico. Ecco qua, era lui. Gattuso out e Domenica in. Se è lui io lo accetto, è commento memorabilino. Tra l'altro il commento memorabilino non ve l'ho fatto leggere, ma era questo qua. La vittoria del commento memorabilino della settimana è questo: complimenti da un tifoso laziale, noi non meritiamo quest'anno di andare in Champions, voi avete fatto una bella partita, poi spero che i potenti della Superlega si rendano conto che anche squadrette come Lazio e Napoli possono elargire spettacolo di alto livello. Giacomo Faraone, esempio di sportività, di bellineria vera e propria, quindi il commento memorabilino non era nemmeno a ridere, ma è un esempio di veramente di grande sportività, quindi volevo apprezzarlo così in mondovisione. Gattuso out perché Spalletti out, è così. Paco, mi pare che non era in trasmissione lui perché è una questione di giorni, di contratti eccetera eccetera, il lunedì doveva esserci un'altra trasmissione, il bello del non lo so, quindi lui avevo sentito in radio che non aveva il fatto di fare subito il commento e lo farà probabilmente domani, quindi non lo so. È una questione di scelta, i tifosi non lo vogliono a Spalletti e io mi associo, è anche una questione caratteriale, sì amico mio, però non conosciamo, a parte che è stato fermo per un periodo, potrebbe tornare più incazzato di prima, potrebbe tornare più calmo, potrebbe improvvisamente sposare l'ambiente Napoli, vinciamo 5 partite e andiamo in pompa magna contro il Palazzo, potrebbe succedere qualsiasi cosa. Spalletti lo conosciamo per sentito dire, perché abbiamo visto conferenze stampa, abbiamo visto poche partite delle altre squadre, abbiamo seguito la Roma di Spalletti approfonditamente, abbiamo seguito l'Inter di Spalletti approfonditamente, no, quindi non posso accettare, vedete Simone già difendere a Spalletti, non posso accettare che il Napoli, i tifosi vadano a prescindere contro Spalletti perché ci sta antipatico, perché mo ci sta la cosa del contro Totti, la serie TV contro Totti, e qui cioè capiamoci, e se no tutto quello che abbiamo fatto, 8000 video eccetera eccetera, a spiegarvi che ci vuole tempo prima di tranciare un allenatore e cominciamo a capo. Io per questo voglio la conferma di Gattuso, perché sennò ricominciamo da capo e magari Spalletti fa pure delle cose buone e partono gli Spalletti out, io non le posso sopportare, ce la dobbiamo togliere questo vizio dell'out a prescindere, ce lo dobbiamo togliere. Inter, Atalanta, Napoli e Lazio magari. Brandon, Gattuso out perché Diletta Leotta è andato a letto con il presidente della Roma. Abbiamo del gossip che io non seguo, quindi potrebbe anche essere. Saluto tutti gli amici bellini che hanno partecipato alla live, Xmod, Valerio 3000. Domani non perdetevi alle ore 9, non perdetevi l'approfondimento tattico, iscrivetevi al canale TVB VVB generali di pistacchi veri e propri, non sarcastici. Un saluto a Falco che giustamente poi chi lo dice, ma vai, dobbiamo andare a fare le rapine, assolutamente. Xmod, una famiglia.
che voleva cambiare il mondo a suon di TVB. Falco. Polly. Pablo Versati. Oh. Peppy Fox. Giuseppe Argento. Ivan Evelyn. Marat. Joe TV. X-Mod. È il suono dei fumetti. E ci azzecca allora, Mauro Garofalo, il tuo ritardo ci azzecca, perché evidentemente ti sei guardato tutto Falcon e Winter Soldier, tutto per intero, grande serie, io mi sono divertito moltissimo. E ci azzecca tutto. Non so se lo hai sentito, ma Gattuso poco prima dei 2 gol ha urlato stizzito ci svegliamo. Allora il ci svegliamo non l'ho sentito, però ho sentito parecchie urla importanti veramente sul pezzo fino alla fine. Il 2-0 non fa stare tranquillo né noi tifosi né Gattuso in panchina, perché ragazzi, questi ragazzi, i nostri ragazzi, sono fragili mentalmente, ricordiamocelo, e quindi se non stai sempre sul pezzo si sciolgono come neve al sole e non esiste proprio. Ma quanto sono buone queste X-Mod? Posso dire che ce le abbiamo solo noi, Fabio, posso dire che ce le abbiamo solo noi. Gattuso out perché Bobotta è troppo chiatta. Gattuso out perché se non possiamo fare spalletti. Allora, questa cosa del Gattuso out, Luigi, è bellissima e potremmo fare veramente un contest, magari lo lancio nel video di domani, approfondimento tattico, voi mi fate i commenti così e domani raccogliamo tutti i Gattuso out perché, e ci divertiamo tantissimo. Buonasera Nastro, tutto bene? Ti stai affacciando benissimo, probabilmente hai dovuto seguire anche il posticipo, va benissimo, lascia il like postumo, va più che bene. L'ho detto, ma me ne pento tanti, eppure dimagrito, me ne pento tantissimo. Vorrei sottolineare un dato: con quello di Bakayoko è il 20° gol in campionato da fuori aria. Secondo te si può trarre qualcosa? Si possono trarre 2 cose, amico mio, 2 cose, e non faccio nomi perché non c'è bisogno. Chi vuole aggredire Gattuso può dire che i gol da fuori aria sono soluzioni estemporanee dei giocatori e quindi Gattuso non ha idea, non ha gioco e non mette a disposizione della prima punta il gioco e quindi non fa segnare tanto la prima punta. La seconda cosa è che se segni da fuori aria vuol dire che hai fatto un movimento che apre le difese, perché tu puoi tirare tantissimo da fuori aria. Vedi con l'Inter, noi abbiamo tirato tanto, ma i tiri non sono arrivati in porta perché ce li hanno stoppati. Se tu tiri da fuori aria è anche vero che hai fatto dei movimenti giusti che hanno aperto le difese e ti hanno portato a tirare da fuori aria. Ok? E io con questa la chiudo quasi, perché siamo a 2 ore e mezza e sono anche un po' affamato. Vi voglio bene. Leggo gli ultimi messaggini. Vale, non succede, ma che film sarebbe se vabbè, sarebbe una serie televisiva all'Amazon, sarebbe da fare un video di 55 minuti più o meno dove tu fai un recap di tutta la stagione, no? E nemmeno per la questione di Gattuso eccetera eccetera, ma la bellezza del calcio, quello che ci piace, sarebbe una cosa straordinaria. L'ha fatto, ha preso il pallone, ha pensato al passaggio, ha trovato lo spazio, ha fatto partire. Dai. Sai perché, nonostante gli scontri diretti a sfavore, siamo sopra al Milan a parità di punti, classifica avulsa? Guarda, la devo studiare questa cosa qua, Keynes, perché siamo davanti alla Juve sicuramente. Però se la Juve e il Milan devono ancora giocare,
quindi è ancora una classifica a Bursa non completa, così la vedo. Vediamo un pochino, perché rispetto al Milan sì, però siamo avanti rispetto alla Juve. Quindi si valuta la classifica in questo momento tra Napoli e Juve. Noi abbiamo già giocato entrambe le partite, mentre la classifica non si può ancora stabilire a parità di punti tra Juve e Milan. È un bel rompicapo. È un bel rompicapo. Me la studio e per domani avrete una risposta precisa. Questo canale non è una roba, rimane a faticare. Luca, ti ringrazio. Andiamo tutti a dormire. Andate voi tutti a dormire. Io vado a fare le mie cose. Quindi Valerio out quando esco giustamente dalle cose. Pirlo in, perché è troppo bello vederli patire. Tutte le cose si possono anche invertire alla grande. Siamo 3 squadre a pari punti, quindi in questo caso vale la differenza reti. Sì, ma dici tu in generale? Vale la differenza reti in generale? Perché rispetto al Milan no, non vale la differenza reti. Rispetto al Milan noi siamo in svantaggio di un gol. Quindi a parità di punti col Milan, il Milan deve stare avanti a noi. Però dobbiamo capire se il Milan può stare avanti alla Juventus. Diventa veramente un bel complicato. Un complicato. Non basta. Per la classifica finale, magari vale adesso. I Cannavolo, Stefano, i Cannavolo. Ma quindi siamo terzo, ma Gattuso non ha idee, questa squadra non ha gioco? Sì. Gattuso out perché un allenatore non può avere problemi all'occhio. Bobottaman lo chiami tu, lui si gira e mangia. La baccata l'ha fatta, sì, infatti la bacata l'ha fatta, secondo me. I gol fatti, ragazzi, vi ripeto, non voglio darvi, questa è la mia onestà, non voglio darvi una notizia certa che non so, quindi me la studio. Stanotte mi sono sognato che Gattuso se ne andava e arrivava Pirlo, un incubo, mamma mia. No, questa ti posso dire che è impossibile. Cioè, nel senso che mi attacco, prendo l'aereo e mi attacco fuori a Castelvolturno se De Laurentiis fa una cosa del genere. Cioè, risolvi un altro problema alla Juventus. E ti accolli un'altra cosa. Mamma mia. No, ti dico impossibile. Altrimenti veramente vado proprio in grossa difficoltà. È un complicapo, bravissimo Rob, nel centro di cerchio campo. Quanto sei bello. Questo è un commento memorabellino, perché racchiude tutto quello che io faccio con la lingua che si impapocchia tra americano, inglese, napolitano, non si capisce niente, lo spagnolo che lo leggo ma non lo conosco, il francese e il tedesco che parla polli, eccetera, eccetera. Signori miei, vi bacio forte, ci vediamo presto. E abbiamo vinto, volevo dirvi che abbiamo vinto. Gol di Bakayoko, gol di Osimhen che però quasi non lo stava segnando, ma alle volte i palloni devono entrare dentro. Abbiamo vinto e sono contento e bevo, sì, ma vado a bere veramente, ma bevo proprio sul serio. Vi voglio bene, vado a preparare il video per domani perché non posso lasciarvi così senza video per domani e lancio a tutti la sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla fluido.net e magliette, le cose insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa, alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema.